Ah, di Ravenna, grande! Altro che qua! Scitua. Sì, noi beviamo di tutto. Assaggia. Ah sì, assaggia intanto. Ancora un po' magari freschina. Oppure la frase, se c'è voglia. Sì, volentieri, Stappi il superbia. super volentieri. Tac! Senti il profumo. Ok. Master, Gentilissimo. Oh, però questa già assaggia se vuoi. cos'è quella? Questa è una panata col pulled pork dentro. Ma va. Assaggia, poi mi dici. Ma va, buonissimo. E di solito la fanno con carne d'agnello, con Ok. carne di maiale, col polpo, con un sacco di cose. Questa c'è una mia amica nostra che se l'ha inventata facendola col pulled pork. Buonissimo. E poi pecorino, tartufo. E poi abbiamo pure la ricottina col miele come dolce, diciamo. Effettivamente taglia di brutto, cazzo. Sì. Dio boh. Registrando? Vai, ci sono. Sardinia Music Podcast, 8ª puntata. Siamo qui con Lanfranco Vicari in arte Moder ed è un piacere accoglierlo. Benvenuto al Sardinia Music Podcast. Grazie a voi di avermi invitato, è un posto bellissimo. Salute, un brindisi anche alla regia. Grazie. Come stai? Beh, da Dio. Adesso benissimo, devo dire. Questo è il secondo giorno di traversata qui in Sardegna. Sì. Quindi ieri a Cagliari. In realtà terzo giorno che sono in giro, quindi... Ormai il tour sta andando, no? Sì, stanno divertendo, sì, belle serate. Abbiamo fatto Sghetto a Bologna, ieri Cagliari, Off Street Corner, con i ragazzi veramente pazzi, con amici veramente pazzi, e stasera a Olbia. Olbia al party, poi domani a Macomer e questo tour di Moder il Sardo, comunque come sta andando, al di là, sensazioni proprio fisiche? Ma la Sardegna è un posto che amo molto, alla fine sono venuto abbastanza volte, l'ho vista credo più o meno in tutti i lati, e è un posto super ospitale, dei sardi mi viene in mente proprio l'ospitalità, le bevute, che devo dire che è un popolo che nonostante io sia un forte bevitore mi mette sempre in crisi. Ma non sembrerebbe, ti stai cavando benissimo, per i nostri standard sei davvero uno che è Però benvenuto. devo tenere la leggenda alta. No, quindi no, per ora tutto bene. Poi credo, però non sono sicuro, però credo che su qualsiasi tipo di evento, piccolo o grande, di cui ho fatto parte in Sardegna, vedo sempre molta curiosità. E c'è un grande rispetto per l'artista che sta facendo, che ci siano 40, 100, 2000 persone. Vedo sempre una grande curiosità, e poi col fatto che comunque la poesia, soprattutto improvvisata, è tradizione vostra. Vieni bene accolto anche da chi magari Sì, cioè non anche è per nell'hip hop, dire non è nel signori rap. più anziani, eccetera, mi è capitato in piazze, mi ricordo, credo a Seneghe, che venne proprio una delegazione di poeti, improvvisatori sardi a farmi complimenti per quello che scrivevo, ed erano tutte persone grandi, capito, avranno avuto 50-60 anni, e questa è una cosa Beh, non credo davvero bella. Non credo accada a tutti, prima cosa. No, però credo che ci sia un'attenzione veramente per l'arte e la cultura in Sardegna, e cioè comunque non si dà per scontato mai, non so come dire, in qualsiasi punto sono stato, qualsiasi sia stata l'organizzazione, grande, piccola, eccetera, ho sempre visto un'attenzione notevole di chi era lì. Cioè comunque c'è proprio... E forse ha a che fare anche con l'ospitalità, col fatto che sei di fuori, vogliono sentire se è vero che spacchi, non lo so. E quindi mi impegno sempre molto quando vengo qua, perché vedo proprio sento a pelle che c'è dell'emozione. E vabbè, poi la terra bellissima, cioè, se ti muovi dal mare alla montagna è veramente incredibile. Quindi sì, sono felicissimo di essere stato qui,
In realtà è grazie a Gabriele del Party Music Pub che Salutiamo a sto che punto. salutiamo, che lo vediamo dopo. Diciamo da stasera. E che mi ha scritto una notte, mi fa guarda voglio il disco spacca, voglio fare la data. E dal di lì abbiamo innescato questa cosa che è complicato ovviamente per costi eccetera, muoversi dal continente diciamo a qua, e alla fine dai ce l'abbiamo fatta e sta andando tutto come Secondo me sperato. anche l'attenzione particolare rivolgono in Sardegna gli artisti che vengono da fuori è perché non sempre Moder viene in Sardegna. È vero, Ed, è vero, tanti è altri vero, artisti appunto vengono raramente. certo. Immaginati poi gli internazionali che a volte non sanno manco dov'è la Sardegna. Col Sardegna Music Podcast stiamo Cioè ci cercando vengono in anche barca quelli internazionali ma non ma vengono a a volte non suonare. sanno manco dove stanno però tra l'altro, quindi figurati. Sì, no, cioè, sì è vera sta cosa qui, ma è un problema, credo, in questo momento credo sia un problema in Italia grande della circuitazione della musica. E non solo in Sardegna, sicuramente in tutto il sud, ma anche l'approccio che si ha nel costruire i tour o insomma, i giri. Nella musica è diventato tutto un po' evento grande, no? Quindi tutto il medio livello sta un po' soffrendo e soffrono tantissimo i locali piccoli e medi, perché è un po' come se si dessero per scontati. E poi a me mi capita spesso, sai, vieni a Bari e vieni a Catania e vieni a Napoli, però è molto complicato perché chi poi ha questi posti fa molta fatica a mantenerli. mantenerli, come dire, come diciamo dalle nostre parti, tirarci fuori i zampetti, nel senso che comunque è un Ci devi lavoro, campare, no? esatto, Cioè, è un lavoro avere non solo per la gloria. una sala, eccetera, quindi chiaramente non è che puoi fare patta o rimetterci poco tutte le volte, perché No. poi ogni tanto lo fai, ma Che poi finisci in mezzo a una strada esatto. comunque. E infatti stanno chiudendo un botto di locali, però è cambiato proprio l'approccio anche dei booking, purtroppo anche degli artisti, che non ridimensionano a seconda di dove vanno, tendono a, come dire, fare meno per raggranellare di più, quindi molto spesso i tour in Italia si fermano a Roma, no? Ecco, e non scendono più. Napoli proprio per alcuni eletti, e poi è molto complicato. Poi dopo c'è la questione festival, che invece è una questione molto più complicata, perché spesso i festival hanno finanziamenti. Se te sta arriva il fumo, bloccate pure, No, tranquillo. tranquillo. E in quei festival hanno finanziamenti, hanno aiuti regionali, e se non ministeriali, se non europei, quindi nei festival sembra sempre che la musica stia benissimo. In realtà, per dire, l'anno scorso sono falliti 8 festival falliti, di cui uno che ho letto aveva un debito folle, tipo di 150.000 euro, solo per aver cercato di alzare un po' leggermente l'asticella, ti l'asticella. ritrovi con i debiti, certo. E quindi sì, è un momento complicato. Io sto cercando nel mio piccolo, ovviamente, nel mio piccolissimo, di dare un segnale, di come dire, fare le cose un po' come si facevano una volta, nel senso, per dire, quando abbiamo fatto Torino-Milano le abbiamo fatte attaccate, questa cosa qui, Bologna, venire in Sardegna, comunque Bologna sono tornato a casa tipo alle 5, ho fatto una doccia. Dallo sghetto. Dallo sghetto, per colpa di Brenno, maledetto Brenno. Maledetto Brenno. Maledetto Brenno Vitani, che è un mio amico, è un mito assoluto, grazie a Brenno e a Roby che mi hanno invitato, insomma, a fare la bevuta della staffa, che comunque sarei tornato a casa un'ora prima, non tanto. Sì, vabbè. E quindi lo sbattimento poi invece di prendere andare a Venezia, perché era l'unico aereo che arrivava a un orario decente qua a Cagliari. Comunque è chiaro che è uno sbattimento per me e non sono neanche più un ragazzino, capito? Quindi però cerco di come dire, dare vita alla musica il più possibile, e secondo me mi è capitato con altri rapper, Clickhead, che è un rapper molto chiacchierato adesso, fa roba super underground, con cui siamo molto amici. E mi dice, ah no, grande, stai spaccando. Cioè lui per lui da fuori è abbastanza una roba smerata, ha detto, bro, mi faccio un culo così, certo. chiaramente, come se lo fa lui, tra l'altro. Però bisogna fare un po' così, bisogna cercare di essere più unire, umani, forse, appunto. sì, unire un po' le forze, però. E tornare più che altro a valori diversi da quelli del soldo Sì, duro sì, e crudo. sì. Servono tutte e due le cose, però è chiaro che si può arrivare allo stesso risultato in mille maniere.
Tu hai come scelto dire, la strada più lunga, diciamo, più guarda, difficile. quella sempre, ma perché, perché in realtà non credo di essere mai stato un bravo velocista, nel senso che poi ognuno Oh, pensa... mangia intanto, Sì, sì. tranquillo. Ognuno, come dire, credo che ogni artista abbia le sue caratteristiche, anche umane. Io ho iniziato a credere in questa cosa della musica, che potesse diventare un mestiere davvero molto tardissimo proprio. E anche quando mi succedevano delle cose belle, le ho sempre rimesse al loro posto. Ricordo col mio primo gruppo, il Lato Oscuro della Costa, il primo disco andò molto bene, si chiacchierava molto di noi, però per noi non era una roba così importante, ci interessava tra l'altro di più piacere, non so, a Bassi, cioè a quelli che erano i nostri riferimenti, no? Certo. Piuttosto che avere un pubblico. Noi eravamo così. Perché comunque era una roba, nella nostra testa era una cosa molto personale, no? Quindi non c'era bisogno di tutta di quella roba e non capivamo perché nessuno ci aveva spiegato come funziona la discografia, cos'era un'edizione, cos'era un accordo con un'etichetta, non c'era questa roba. Adesso oggi te apri Instagram, c'è il primo Ai tempi del Lato mongoloide del Oscuro mondo della che ti Costa, cioè, era già difficile anche per i big magari. Ma no, in realtà c'era, paradossalmente credo ci fosse più cultura mediamente, nel nostro genere no, nel rap assolutamente no, però in realtà c'era moltissima cultura nel mondo indie dell'epoca, quindi diciamo la generazione dopo, i Manuel Agnelli, After Hour, Sì, tutta sì. quella roba lì, loro avevano, Quindi Zen Circus sì, praticamente. tutta quella gente lì comunque aveva già delle competenze che derivavano da una storia di musica indipendente incredibile che abbiamo avuto in Italia, comunque abbiamo avuto, Minchia. adesso l'altro giorno c'è stato Manuel Agnelli che ha fatto diciamo, un'uscita infelice su Tony Pitoni Ah sì, sì, e sì. tutti l'hanno un po' insultato, però lui diceva delle cose in realtà in quell'intervista sacrosante, lui diceva che noi facevamo Io sono d'accordo con quello che ha detto Manuel, la su verità. Tony Pitoni dici? Sì, da un certo Ma punto di vista sì, in altri sbaglia secondo me, però secondo è me un revival Tony Pitoni da un certo punto di vista. sì, nel senso che io credo che sia un progetto super costruito Sì, sì, e infatti so che lui voleva fare, nella vita voleva fare proprio musical sì, sì. e almeno... Lui ha fatto musical a Londra e Esatto. faceva quello come lavoro, appunto. E che è un altro lavoro, comunque è un Sì, lavoro di sì. personaggio, non è il lavoro, cioè non è la musica di cui mi sono innamorato io i musical li odio. E tutti, non c'è non mi dite, non so, Io un Air, po'. non mi dite, mi fanno tutti cagare. I musical proprio è una roba che non ce la faccio, mi rompe i coglioni anche quando nella Disney il personaggio si mette a A cantare, cantare. mi scassa le Vabbè, io palle. l'unico forse gli Aristogatti, a me gli Aristogatti devo dire non Vabbè no, posso, dopo non la posso Disney c'è odiarli. tanto altro per fortuna da guardare, ma la All'epoca roba che pure. si mettono a cantare che mi Sì, no, rompe i rompe il coglioni. cazzo, ma andiamo avanti. E io adesso ho 2 figlie, quindi ho dovuto guardare 100.000 volte, come si chiama, Elsa, Se sta arrivando Frozen. il fumo, mettete qua se ti sta arrivando No, troppo no, fumo, ma easy, figurati. easy. E Frozen l'ho dovuto guardare 200.000 volte, cioè, ogni volta che lei si mette a cantare, che la storia è anche figa, mi rompe i coglioni. Vabbè, detto questo. No, è giusto Io dirlo, sono è giusto dirlo. anti-musical. Però Tony Pitoni è un progetto super costruito che in realtà ha un approccio indipendente perché fa tutto lui, Sì, però molto pop, chiarissimo, no? Cioè la maschera, l'iconografia, i balletti, tutta la coreografia, sì. la musica molto... Cioè è una versione diciamo meme di Marco Castello, no? Sì, sì. Volendo, no? O una Musicalmente. versione evoluta di Siga che voleva fare il saltimbailor, no? Come Alberto Sordi. Io ci vedo molto il saltimbailor. Sì, però lui musicalmente è più colto di quella roba là. Sì, molto di più, molto di più. Infatti io lo vedo proprio come... Infatti il fatto che Per ci sia quello ho anche detto Marco evoluzione. Castello, secondo me, è veramente musicalmente, potrebbe anche essere un suo riferimento, poi non lo so bene. E quindi è molto bravo dal punto di vista, diciamo, tecnico-stilistico, è tutto molto preciso, molto incasellato. Non è una roba che deve parlare a me, quindi chiaramente non lo giudico, anzi, bravo lui. Certo. Bravissimo lui. Quindi sì, secondo me l'uscita di Agnelli è stata infelice dal punto, cioè per come l'ha detta, perché non è vero che non ha un valore una roba che parla a così tante persone. È vero che oggi la musica meme, Eh sì, comunque dai, su quello sono d'accordo. Magari il tono è forse troppo tranchante, cioè nel senso toglie un sacco di cose. però in Magari. quell'intervista nessuno ha guardato il fatto che lui diceva guarda noi con la musica indipendente negli anni, fine anni 90, inizio anni 90 facevamo 5, 6, 7 mila persone con dei gruppi che facevano musiche veramente difficili anche per I l'epoca. Verdena, immaginiamo. Madonna, Cioè. esatto. Cioè, stiamo parlando di gente che faceva dei numeri imbarazzanti, totalmente indipendenti. Eh sì. Etichette, tra l'altro lui
è stato proprio CEO di 2 o 3 etichette indipendenti, tra cui l'etichetta che ha prodotto i sottotoni, il primo disco di sottotono l'ha prodotto Manuel Agnelli. Ah, Quindi in realtà è uno che ha sempre visto molto avanti e super in avanguardia in realtà. La cosa di Tony Pittoni, credo che derivi anche dal fatto di X Factor, tutto quello che avevano. magari si è voluto togliere un sassolino, magari perché gli hanno rotto il cazzo, chissà quanto tempo. Però per lui un diceva anno. questa cosa qui e la musica indipendente oggi non sogna più di fare quella roba lì. La musica indipendente sogna di vendere un pacchetto a una major. Certo, Ok? è così, è così. Di usare le major come bancomat, che è quello che fondamentalmente sta succedendo. La major italiana, una a caso, ognuno può dire Universal, Sony, chi vuoi, ha un budget annuale da spendere, tassativo, dove poi decidono bene, servono 20 progetti di primissima classe, quindi Cremonini, Sì. Sfera e Basta, Salmo, che ne so. E poi tutto il resto sono tutte prove che fanno, poi c'è qualcuno, ovviamente, come dire, quando peschi a strascico, prima o poi un tonno grosso lo becchi. Certo. E tutto il resto va un po' come va. Questa cosa qui ha smesso di far sognare tutti i livelli, perché ovviamente sogniamo tutti una vita migliore dal punto di vista artistico, sogniamo tutti di farci meno culo possibile. Oggi il tempo comunque è un valore quasi ai limiti, no? Il tempo libero, fare poco, fare meno, guadagnare di più, anche la nuova generazione, no? Questa cosa Certo. di non lavorare e trovare, non so, le bitcoin Sì, piuttosto che... Io non, sono cose che non, in realtà non è che mi gasa sta cosa qua, anche la questione del tempo libero, bisogna un po' identificare cos'è il tempo libero. Se il tempo libero è io devo cazzeggiare andare in palestra in Quello- vetrina alle 4 della mattina, non mi sembra tempo libero, mi sembra una malattia. costrizione. Sì. E cioè, secondo me il tempo libero è molto importante chiaramente, però è importante se viene, come dire, in qualche maniera investito, no? Se invece il tempo libero è soltanto un rincorrere più soldi per meno tempo e di fatto non cercare più un lavoro, quindi per me il lavoro è saper fare, qualcosa devi saperla fare, cioè non è che scherzi, cioè se vai a giocare a tennis devi saper giocare a tennis, Certo. se non sai fare... Se no te ne stai a Cioè, casa. se O viene a guardi in casa, televisione. se viene da te un idraulico che fa schifo non lo paghi, capito? No, certo. E qualcuno deve saper fare a fare qualcosa, se no... Però il saper fare è importante, quindi ho un grande rispetto del lavoro, quindi voglio imparare prima il lavoro e non voglio avere una rendita. Invece oggi molto c'è questa cosa di cercare delle rendite passive, capito? E che ti possono in qualche maniera Vabbè, fare avere più soldi la per avere... mentalità neoliberista finanziaria che hanno Sì. ereditato le nuove Sì, generazioni. è che non c'è un'alternativa. In questo momento Beh, non c'è un'alternativa, io me ne sono accorto su di me, comunque cerco anch'io, chiaramente, nonostante non sia un Gen Z o, capito, di massimizzare alcune cose, strutturare un certo tipo di progetti che una volta non ce l'avevo queste paranoie, per dire, chiamavi, c'è questo è il cachet, questo è ci vediamo lì, bella, capito? Era bello anche la cosa, no? Invece è tutto un po' schiacciato dal punto di vista numerico, di immagine, e non è una roba che mi interessa ma molto. visto che siamo in tema, già salto tutte le domande iniziali che non ti ho ancora fatto, ma secondo te tra 20 anni e 30 anni Sì. i bambini con cosa approcceranno inizialmente alla musica? Ma guarda, io adesso ho 2 figlie, quindi in realtà sto già vedendo dei cambiamenti. Enormi, vabbè, ma anche noi, io l'ho subiti dei cambiamenti enormi, nel senso, già la musica in streaming io e te l'abbiamo subita Sì, sì, in una chiaro. maniera impressionante. Io sono fan della musica, devo dire che non mi piace chiaramente non mi piace la parte capitalistica che c'è dietro. Investimenti Sì. militari. Non mi piace la parte Non lo capitalistica. so, e questo è un tema che noi molto spesso affrontiamo, Cioè, cioè la secondo me mancanza avere di... la possibilità, di avere una roba così tutta la musica del mondo vuol dire avere una possibilità culturale enorme. E questa qui è assolutamente un'occasione da non sprecare. Però ci sono delle conseguenze dal punto di vista strettamente collegate al cervello umano. Molto spesso se tu fai delle foto, ad esempio, magari, o dei video, hai difficoltà di ricordare la stessa serata, magari in generale, perché il tuo cervello, in maniera automatica, ormai,
crede che immagazzinando quell'immagine da un'altra parte non hai bisogno che tu la sì. debba ricordare. Può essere. Sto effettivamente testando su me stesso la stessa cosa dello streaming, sapendo che io ho sempre la musica qua, quando a un certo punto non ho Spotify, YouTube appresso con la cronologia o le cose salvate, che so salvate. No, ma infatti lo streaming è un mezzo, faccio non più è di- il fine, No, vabbè, certo, no. Però parlo in tutto tondo io, quando certo, parlo però di streaming. per dire c'è una generazione nuova di commentatori musicali, tra l'altro ormai famosissimi, io con alcuni sono anche amico, camicia variopinta su tutti, cioè il tipo ha una cultura musicale per l'età che è folle, bro. Lui ascolta robe, parla di robe con cui parlavo io con i miei amici quando avevamo 17 anni, capisci? Cultura veramente forte, ma come ti faccio un esempio, lo conosco bene perché l'ho visto proprio crescere, Di Chele ha avuto un'idea geniale nel fare S Magazine, e poi dopo che uno gli piace il taglio editoriale, dopo il taglio editoriale c'è anche lavoro, cioè comunque la gente lavora, Beh, certo. quindi, il tipo però ha una cultura di rap francese, americano, italiano, soprattutto la parte diciamo che va dal 98 diciamo, diciamo, alla fine degli anni 10, lui è capace che sa tutti i pezzi a memoria, capito? Ma se dici perché grazie allo streaming o perché È perché è una generazione internet, lui come me, io... scaricava io- gli album magari, Sì, no? esatto. Dai Mule. Io non avevo una lira da piccolo, no? Quindi andavo a lavorare e mi compravo i CD. Questo era stato il mio primo approccio musicale. Poi a un certo punto era con i miei amici di lato scuro, allora te compri questo, io compro questo e me lo fai, no? Perché comunque c'è un tema proprio di soldi, no? Beh, certo. Soprattutto se non ne hai, come beh, non ne avevo. accessibilità a Poi certe io cose. personalmente cosa succedeva? Che io ho suonato principalmente per bere gratis nei posti, questa è la prima, beh, è già stata la tanta mia roba prima motivazione. tanto di Ho se- guadagnato. ho sempre avuto la mia compagna, stiamo insieme da una vita e quindi quando ho iniziato a rappare lei era già con me, quindi non era la questione di scopare. No, E- quella era risorta, c'era l'altra. c'era la roba di bere gratis, capito? Io volevo bere gratis, fondamentalmente, questa era la prima roba. Andavo a fare i concerti per bere gratis, un altro mi dai da bere gratis, era a posto. Perché tutto il resto che prendevo lo investivo in musica, in libri, in giornali musicali. Io ancora sono un fortissimo lettore di fanzine. riviste musicali, Rumore forse in primis, perché secondo me in questo momento è quella fatta meglio delle riviste che sono rimaste, perché comunque vedi un approfondimento intellettuale diverso che un post, un reel, No, quello una cosa. no, quello secondo me è un sintetizzare in maniera anche abbastanza blasfema. Però ripeto, c'è una generazione che sta facendo delle cose importantissime su internet. C'è anche questo podcast bellissimo sul rap, si chiama Kicking in the Door, credo si chiama Kicking in the Door, sì. Devastante, fanno dei documentari. Però un podcast è più lungo, non è un reel. No, però sono mezz'ora. Però anche beh, Camicia Mario mezz'ora. Pinta fa dei video bellissimi tutti i giorni, cioè mega informati e aprono delle porte. E infatti la cosa che... Ecco, questo succede secondo me con il cellulare, che c'è un botto di gente che deputa questi, come si dice, divulgatori, come Sì, Barbero, sì, no? sì, Barbero è un sì. divulgatore. Nessuno ce l'avrebbe con Barbero, no? Barbero è un grande. Però Barbero non ti fa il contenuto su a No, ti Battaglia fa, di Troia in ti 2 fa anche minuti. quello lì risponde Barbero, è proprio una roba ai limiti del ma social. è in pensione, però non è che lui è cresciuto così, lo sta a fare adesso. No, lo so, però in realtà questi contenuti che fanno questi ragazzi aumenta la cultura. Il rischio qual è? Che poi ci sono le persone che deputano a loro tutto, quindi l'approfondimento deriva soltanto da un approfondimento che fanno un altro, Certo, quindi certo. dall'alto. Quindi non c'è più quella cosa che si diceva internet 1.0, mi autoinformo, no, oggi l'algoritmo Ma le pilota tutto. piattaforme, esatto, le E piattaforme infatti sono le piattaforme private. non sono sbagliate, è sbagliato l'algoritmo. No, sono sbagliate secondo me, di fondo le piattaforme che sono enti proprio privati. Non c'è un'assemblea di individui che ogni volta legittima Ma secondo la me, piattaforma. secondo me hanno sbagliato una cosa e secondo me la pagheranno sulla lunga distanza. L'algoritmo cosa fa? Ti spinge verso quello che tutti in quel momento stanno indicando. Se indicano tutti la luna, tutti vogliono guardare la luna. Questa cosa non aiuta le piattaforme. Però aspetta, l'algoritmo è anche viziato. No, è super di questo è evidente, no? L'algoritmo è viziato verso quello che deve funzionare perché ci ha già dato... È come la parabola della domanda e dell'offerta. Esatto. Però cosa succede? Che stanno perdendo una ricchezza che ha l'orecchio umano, nel senso che l'orecchio umano in realtà si esplora veramente poi. Usando l'algoritmo che comunque pilota, in realtà stanno facendo andare peggio degli altri progetti, che in realtà sarebbero fonti di guadagno più chiare, più classiche,
perché per dire le multinazionali hanno accordi molto diversi con Spotify. Quando leggi 004 mediamente che paga Spotify, a me, Certo, mica Universal. certo. Sto cazzo che Universal prende così poco, capito? Ma Quindi quelli sono concordati. in realtà è una roba che gli sta dando la zappa sui piedi, secondo me, e prima o poi cambierà. Dopo dall'altra parte c'è di una roba, raga. Cioè, io non ho mai sentito parlare di successo così tanto, ma non musicale. No, in generale. Successo. Ma tutti ispirano Come al in successo. questa epoca. No, in questi 20 anni, 30 anni, la verità. No, prima era meno, bro. Fino agli anni, Ma adesso sta peggiorando, secondo fino me. agli anni 10 non era così. 2010. Fino al 2010 non era così hardcore come oggi. Sono d'accordo. Cioè, se sono arrivava d'accordo. nel 2009 arrivava un mongoloide che cercava di, come dire, Di fare, capito? grande, sempre se l'ho dato quel Pechegno, che dice Io voglio io cantare. potrò avere dei consigli di business da una che si metta a pecora su Su OnlyFans, OnlyFans, con certo, tutto certo. rispetto, no. E lì ha riassunto bene la questione. Adesso ci sono tutti questi guru che vendono nella logica che una volta odiavamo, quella degli aspirapolveri, no? Certo. Fai il team, Certo, lo motivi. Sì, sì. È una Che vergogna. vendono a tutti la possibilità di essere qualcosa. Lo so. Lo sappiamo Non l'ho bene. mai vista così come adesso, mai, ma neanche nei primi 90 dove c'erano più soldi, non No, esisteva no. sta roba, capito? Non esisteva. Adesso invece la gente proprio si fa fottere da sta cosa perché è convinta di vivere sempre una vita di merda. E questo deriva, secondo me, da non sono i social in sé, è diciamo la dominante di immagine che ci diamo, no? La dominante di immagine che ci diamo è io devo poter andare a mangiare, io ti devo fare una foto che mi sto mangiando il pesce tutte le domeniche, vista a mare o in una piscina. Questa cosa non è per tutti. E tra l'altro è molto meno bella di quello che sembra, perché 9 su 10 il pesce fa cagare. Hai speso un sacco di hai speso un sacco di soldi. Se hai preso una casa che ti è costata 2000 euro una settimana. Ci hai messo un'ora a parcheggiare. Sì, la settimana dopo ti tocca mangiare la pasta al tonno, Esatto. capito? Senza manco la Sì, passata. sì. Capito? Come chi si compra la Ferrari e poi non c'ha i soldi per cambiare le gomme e va a sbattere perché c'ha i Quindi gomme. in realtà è tutta una roba così, però mi sta capitando, soprattutto in questo tour lo sto vedendo, no ma in realtà, no, da un po' di più, 2 o 3 anni, che vedo che ci sono delle persone che hanno bisogno di vivere delle cose vere. Certo. Chi è che me lo diceva? Un gruppo di amici. Il Duo Bucolico, che è un gruppo che fa musica, conosco bene, sì. come dire, surreale, direi. Sì. Ecco, loro non li definirei mai meme, anche se alcuni pezzi loro fanno super ridere. Sì. Però loro suonano tutto, mentre oggi quella musica lì spesso è tutta incasellata, prodotta, capace che si fa con le basi, no? E loro dicevano, i ragazzini vengono da noi, che loro comunque sono più grandi di me, io li conosco bene, sono delle mie parti, sono proprio amici, soprattutto di Daniele Maggioli, che è anche un grande cantautore. E lui mi diceva, vengono i ragazzini da me e mi dicono, grande, ma voi sul palco potete sbagliare, capito? E quella roba lì ai ragazzini li gasa. Certo. Torno a un ragionamento che ha fatto un musicista che conosco su una piattaforma social, e lui diceva, guarda, occhio che se volete fare il pop l'intelligenza artificiale ha già vinto. E io lo so. Aspetta, ripeti, scusa. Se tu fai pop, l'intelligenza artificiale ha già vinto. Ti faccio un esempio, il K-Pop Demon Hunter, questo film di Netflix, che le mie figlie l'avrò visto 75-80 volte, che è un film fatto bene tra l'altro, come animazione. Questi sono stati dei geni, perché hanno fatto un film a tema musicale, mettendo 2 gruppi in contrasto, che hanno un nome, sono dei gruppi. Probabilmente le basi sono state fatte tutte con l'intelligenza artificiale, chiaramente con una cura magari di un producer dietro che controllava, però è abbastanza evidente che... E secondo me anche i testi sono stati generati con l'intelligenza artificiale, leggendoli. Le hanno fatto cantare a delle star K-pop, ok? Da una parte e dall'altra, e questi sono 90esimi, 80esimi al mondo su Spotify, questi 2 gruppi che non esistono. Cioè sono capito? Vabbè, ma nella classifica Billboard c'è sta già un paio di Beh, allora, a parte che ha vinto l'Oscar, come Golden è diventato il miglior pezzo originale, cioè. Va in radio sta roba, bro, stiamo parlando è come se andava in radio, per capirci, gli Aristogatti. Tutti quanti vogliono fare il jazz, te ne immaginavi che diventava virale in radio? No. Golden è stato così, capito?
Quindi questa roba qua ti fa capire questo. E lui diceva, questo mio amico, l'intelligenza artificiale ha già vinto. Quindi o nel caso nostro del rap la fortuna sono i testi, ne parlavo l'altra sera con Frank Siciliano, che diceva io ci ho provato a dare in pasto i miei testi, no? Diceva Sì, per sì. vedere cosa fanno perché non li conosco. E fare i testi no. La musica sì, ce l'ha fatta. Quindi noi, anche Caos mi aveva detto questa cosa, noi con il fatto che abbiamo un certo tipo di scrittura, l'intelligenza artificiale ancora, poi Sì. vedremo, non è detto, non ci fotte. Ma tutte le altre cose sì, e non è detto che se io divento bravo a fare dei prompt a livello di io che faccio, comunque per ora sto facendo computer music, Sì, ok? Divento bravo a fare dei prompt per intelligenza artificiale, capace che mi fa delle basi che sono esattamente quello che voglio. Ma lo sai qual è il problema, secondo me? È che l'intelligenza artificiale, a prescindere, al momento, e non credo che ci arriverà mai, non può sbagliare, in generale. Questa cosa non lo so, però L'errore detto la umano questione, che crea però musica, noi che che facciamo crea computer arte. music, non sbaglia mica un produttore, è tutto ipercalcolato. Non lo so, non lo so. L'errore umano... JD là però non c'è più, il produttore medio di oggi, e te lo dico perché ho fatto anche l'autore nella vita, ho lavorato a Milano, questi producer giovanissimi, velocissimi, bravissimi, però lavorano in velocità, suono super pulito, ok? E quindi l'intelligenza artificiale lì ti fotte, perché si addestra benissimo su questa roba. L'intelligenza artificiale non può essere Kanye West, l'intelligenza artificiale non può essere Jay Dilla, che smarca tutto mettendo un rullante fuori tempo, Certo, minimamente fuori tempo, lo shuffle, che i batteristi già conoscevano, certo. ma che fatto da Jay Dilla con una macchina, dal i batteristi hanno compianto... iniziato a copiare Jay Dilla, perché con la macchina suonava diverso. E quindi i batteristi cercavano Sì. quell'ondeggiamento lì. No? Però questi sono geni, ce ne sono pochi. Ma sono comunque quelli che fanno la differenza e poi influenzano generazioni, tantissime persone e che poi magari loro stessi possono diventare dei geni. Cioè, Sì, dal questa punto di cosa vista... spero che tu abbia ragione. Io non sono così, io sono convinto che nel mio caso specifico, uno dei miei futuri possibili, se non quasi già deciso, è sicuramente, vabbè, adesso farò un paio di EP con amici con cui voglio fare cose da tanto. Però il prossimo disco lo farò tutto suonato e l'idea, forse la cosa migliore sarebbe almeno la parte musicale, poi vediamo la parte vocale, farla tutta in presa diretta. Dal vivo. Ok, esatto, dal vivo e toccare il meno possibile. È bello. Mantenere proprio l'errore totale, perché tanto Alla è perfezione una cosa che ha ormai. fatto molto bene secondo me Venerus. Venerus ha fatto un bellissimo... E anche Mace, che non lo vedo da una vita, che da piccoli con la creme eccetera ci beccavamo. E Mace ha fatto questo pezzo bellissimo con... cazzo si chiama? C'è anche Salmo nel pezzo. Porca puttana, il pezzo è Aspetta. tutto suonatissimo, È con bellissimo. sheltercore, È cioè bellissimo. entra sì, solo sì. il basso, a un certo punto entra il basso in 4 quando No, entra Salmo, spettacolare. Quando entra Salmo è devastante. devastante. Come si chiama? Non ti riconosco si Non chiama. ti riconosco. Che pezzo, guarda, bellissimo. E poi pure in quelle poche frasi che dice è Il tipo è incredibile. bravissimo. Adesso Cioè infatti riesce mi a... scoccia tantissimo. 100.000 carie. 100.000 carie, è lui, grande, 100.000 carie, complimenti. Bravissimo. E quelle cose, secondo me, piano piano la gente inizierà a cercarle. Adesso però c'è molta produzione. Cioè, prima parlavamo di Tony Pitoni. Tony Pitoni è super prodotto. Sì. Super prodotto. Secondo me serve un po' di lavoro in meno dopo. La post-produzione è sopravvalutatissima, soprattutto dall'epoca trap, che l'epoca trap ha portato i suoni lucidi, i suoni precisi, no? Al loro massimo splendore, e sta cosa in realtà sta tornando indietro. Non è un caso, secondo me, che XXX Tentacion, che non so se è mai giusto come lo dico, lui che per me era un grandissimo, indipendentemente dalla sua vita privata, faceva delle robe allucinanti, campionando delle chitarre, robe sporche, Revenge è un pezzo clamoroso, e lui usciva totalmente, faceva il cazzo che gli pare, e volendo è uno degli inventori della trap per come la conosciamo, no? Quindi diciamo, io sono anche, secondo me ci sono dei futuri possibili nel mondo della musica, non è detto che però tutti dobbiamo fare quel gioco lì. No. Il gioco del pop, mi dicono, ma te spacchi, dovresti essere là. Ma chi cazzo te l'ha detto, bro? Perché io devo essere là?
A parte che poi faccio un casino della Madonna, mi ubriaco, se mi Tu metti quei sei festival mi comunque, ubriaco, diciamolo appunto, dico una roba che mi capita tutte le volte, perché la cosa figa mia è che fotto sempre anche un po' con la roba un po' più, no? Grossa, e conosco tanta gente anche, insomma, molto più famosa di me, e ho anche lavorato in dei progetti. Io dico sempre la cosa sbagliata al momento sbagliato, con la voce altissima, tutte le volte. Però non sono un anti-tecnologia, non so come dire, per chiudere, no, il ragionamento. il discorso che era partito la domanda cosa faranno i bambini fra 20 anni per Per dire, approcciarsi adesso le alla mie musica. figlie, mia figlia ha 11 anni, si ascolta sta cosa che si chiama funk, PH-onk, che sono quelle robe che vedi sotto i reel di tennis o di calcio, quando vedi i reel di un minuto, quando c'è il gol supremo, c'è questa musica con dei synth orrendi, inascoltabili, e questa roba ha iniziato a girare di brutto attraverso i reel, e quindi questi fanno pezzi da un minuto e cambia soltanto se c'è scritto o no montagem. Montagem vuol dire montare una cappella, quindi prendono delle accappelle di pezzi di solito brasiliani però, e fanno sta roba qui mega è scurissima, tra l'altro, una roba scurissima, ma quasi senza batteria, e mia figlia va giù di testa, e i pezzi durano un minuto e mezzo massimo, e sono in 4 formati: strumentale, normale, picciata in basso, picciata in alto, quindi velocizzata Sì, ho o capito. abbassata di BPM. E mia figlia per dire adesso sta ascoltando quella slowed, Slowed. capito? Ma quella picciata, scusa no, quella picciata in alto... Va più veloce proprio il pezzo. Ma dico a quanti bpm va? 180? È una roba folle, sembra i Eh. Chipmans, bro. No, guarda, io ne stavamo parlando perché appunto stiamo notando che i bambini, anche piccoli piccoli, non 11 anni, 8 anni, ma 2-3 anni, gli mettono sti cartoni animati. A Sassarino abbiamo la vicina di sopra che è un imbecille, quindi alle 11 di sera, 11 e mezza, che fa? Gli piazza sta roba che sembra di stare dentro un rave. Cioè cassa drittissima, Però occhio che prepotissima. è una roba, la mia figlia, quella che ha 11 anni, lei sta ascoltando solo quella roba lì. Tra l'altro abbiamo Spotify condiviso, infatti devo assolutamente fare il duo perché non ne posso più. Ogni tanto ti arriva qua la roba mentre stai shuffle. Porca puttana, mi fa diventare matto, fa le guerre, smegli, mandi messaggi, smettila. Perché io per lavoro faccio tanta ricerca su Spotify, no? Beh, certo, ci Quindi, sta. soprattutto il cantautorato, quella roba lì. Quindi te mi parte queste robe che dici, porca puttana. Però per dire, quella roba lì la fanno dei producer russi e sono ispirati dai 3-6 for Mafia. Ah. Capito, bro? Cioè è una roba che non ci stai dentro. E poi va a finire ai bambini di 3 anni. Capito? Dici, ma che cazzo è sta? Quindi loro non lo sappiamo, nel senso che in questo momento mia figlia, che ha 11 anni, e non è un dettaglio, la moda in quel momento non è un dettaglio, No, ci mancherebbe. ascolta dei pezzi di un minuto, tutti i pezzi che ascoltava prima lunghi, che ce n'erano tantissimi, da Cremonini fino a... Mia ascolta figlia più? grande era super fan di La Guerra di Piero, ascoltava La Guerra di Piero, fammi riascoltare La Guerra di Minchia. Piero. E quella roba lì ascolta molto meno, e di solito quando si libera. Quella roba lì per lei è molto, ascoltare la musica per lei è molto rilassante, nel senso che poi balla, fa le sue cose, quindi si sfoga. La piccola, per dire, uno dei suoi pezzi preferiti è Alice di De Gregori. Pezzo spettacolare. Alice guarda i gatti nuotano nel sole, che è devastante, pezzo incredibile. Però anche lei, la piccola ascolta anche lei sta roba, però ogni tanto mette un'altra roba. Però la moda verso di loro è veramente qualcosa, Adesso, per sì, dire a la quell'età, viralità, a quando quell'età. mia figlia, per dire, quando fa un gioco che nella sua classe la gente dice voglio giocarci anch'io, dice oggi siamo diventate virali, papà. Capito? Anche come cambia, quindi. Capito? Il Io vocabolario. la parola viralità non l'ho mai usata con lei, Certo, non certo. gliel'ho insegnato io. Vabbè, ma è utilizzata dal telegiornale, quindi. Esatto, quindi non sappiamo. Però c'è da dire un'altra cosa, che comunque i bambini hanno un rapporto alla tecnologia che è molto più sano. Nel senso che sanno benissimo qual è il momento della giornata in cui poi nei reel soprattutto si perdono tutti, grandi e piccoli, perché comunque è una droga, è fatto per essere una droga. Sì, peggio della cocaina. Esatto. Sì. Quindi Sono già stati casi in cui il bambino è arrivato all'ospedale con i sintomi. no, devi dargli il tempo, io non gli devo il tempo, perché sennò lei... Devi bloccare. Ma Capito? come per noi il computer quando eravamo Però lei, cioè, tipo nei momenti in cui sa che vuole fare, cazzo, so, devo fare un Lego che mi piace di brutto, devo fare una roba che mi piace di brutto, devo giocare a palla con la mia amica, lei la può chiamare anche il presidente capito? Le può chiamare il suo cantante preferito
coreano, e Gli idol. che lei non gliene frega niente, la tecnologia la mette via, perché per lei è un dato. E forse mi viene da dire che così è proprio la prima generazione, perché la generazione prima è più drogata. Quelli del 98, 2000, qui Mamma sono più mia. drogati, Sì, perché è proprio una roba. assolutamente. E allora la loro Poi socialità- i genitori erano talmente indietro che sì. proprio ti ha lasciato fare il cazzo Erano che ti insieme pareva. a loro, praticamente sono iscritti insieme, gli avranno detto. E invece loro la tecnologia è anche secondo me loro scapperanno, perché io posso controllare la tecnologia di mia figlia in qualche maniera, posso entrarci, troveranno dei modi per tenerci fuori che non saranno internet, secondo me. È lì che io spero che succeda qualcosa. Succederà. Non lo so, c'è anche tutta questione dell'incel, qua, bene o male, comunque comunità che c'è sta su internet. Sì, però quella roba lì è la roba da sfigati, perché sono americani. Sono bro. americani, ma noi siamo diventati un po' molto tendenti Bro, a gli americani queste- non c'hanno mica sta roba qua, quindi non... No. Oh, no, cioè, se no, c'è- cioè gli americani sono proprio un popolo senza storia. Sì, quello è vero, anzi no, la storia ce l'aveva, erano tutti... No, esisteva la storia prima che arrivassero diciamo, sì, gli sì. americani No, quelli propriamente infatti detti. io chiamo i nativi, Esatto. e ci stanno i nativi e poi gli statunitensi, per quanto ci Un riguarda. popolo senza storia come l'America, che ha prodotto Mamma mia. tantissime cose incredibili, perché a livello cinematografico ha inventato tutto. Vabbè, Cioè, ma, ha noi pre- prima, ha preso- ma, noi, ma noi abbiamo dato lezioni fino a che potevamo, dai. No, giù. noi abbiamo inventato i linguaggi, ma loro li hanno portati a una roba. Una cosa che hanno gli americani che noi non abbiamo, gli americani da un pianerottolo fanno la leggenda. Cioè il ponte di Brooklyn. Dio, abbiamo Roma, Venezia, il ponte di Brooklyn. Chi cazzo Ma se che ne cazzo fotte è? di quattro Ma quella bulloni? è la propaganda. Però loro sono stati bravi a costruire delle leggende. Delle narrazioni, che sono molto forti in quello. Sì, Quella cosa lì sono ma forti. anche lì credo che abbiano rubato, anche sempre. Beh, dall'Occidente ha rubato Guarda tutto. Berlusconi e Trump, ad esempio. Certo. Noi abbiamo dato la canzone estiva. Cioè, secondo me, appunto, la canzone d'estate, la canzone estiva, l'hit estiva, l'abbiamo inventata noi italiani. Con Può essere. estate. Certo. Sì, Cioè, sì. lì è iniziato un qualcosa che era Beh, però aspetta, scusami, Beach Boys. dopo, però. È dopo. Noi. Te dici? Sì. Può essere. Sì, assolutamente. Può essere. Noi ce l'avevamo prima. Vabbè, ma anche il concetto di songwriter, dopo là arriva Bob Beh, Dylan e Dio. Bob Dylan, sì, Gli certo. chansonnieri in Francia c'erano molto prima, capito? Presi male, che cantavano Certo, così. Alfredo beve Assenzio. Dai. Comunque, allora, per darti anche la possibilità di mangiare e prendere fiato, perché il tartufo l'hai assaggiato, il pecorino? Buonissimo. Buono. Queste invece sono le panate di Greta Serra di panata Sart per Kidda col pulled pork e poi la salsiccia invece tamponi di Olbia che ci hanno portato. Poi abbiamo il miele, la nostra amica Silvia, che poi ci assaggiamo un po' di ricottina. Quindi Ottimo. mangiate quello che ti pare, io mangio un attimo un pana pulled. Dai, io mi faccio un formaggino. Allora, ti riempio il bicchiere e ti faccio un'altra, la prima domanda che avrei voluto farti all'inizio, Vai. che è, qual è il tuo primo ricordo legato alla musica che hai? Ostia, boia. Ma dici da ascoltatore o da artista? No, proprio il primo approccio che ci hai avuto che ti ricordi con la musica. Sta facendola, intendi? No. Allora no, forse mio padre, quando era ancora in vita, che mi fece ascoltare il mio fratello e figlio unico di Rino Gaetano, che era appena morto, credo. No, non era appena morto, però vabbè. Quello è il morto primo da ricordo? Sì, quel pezzo lì, Quanti perché io anni prima, avevi? non mi ricordo, secondo me avevo l'età di mia figlia piccola, 7-8 anni, forse un po' meno, non lo so. E mi ricordo che io prima la musica la vedevo come una roba, sì, non era niente non è che mi catturava particolarmente. E quando ho sentito quel pezzo lì, che proprio porca puttana, che cazzo è sto mondo qua, e lì ho detto, ah cazzo, allora la musica può essere anche una roba interessante, questa era un po' la cosa, perché prima sai la radio, le cose, e quella roba lì, mio fratello è figlio unico di Rino Gaetano, quella è stata la prima cosa, e lì penso che inconsciamente, perché in realtà poi molti anni dopo ho iniziato a pensare di poter scrivere. Il mio rapporto con le parole, cioè comunque io sono uno che ascolta musica con gli anni, anche roba strumentale, però mediamente mi interessa molto la scrittura nella musica e il costruire una canzone, no? La forma canzone mi interessa molto, in tutte le sue forme. Mi interessa meno, devo dire, sono abbastanza legato alla voce umana,
e quindi mi interessa molto l'emozione che mi passa da un pezzo che sia anche leggero, no? Certo. E anche come tante culture diverse, se pensi ai cantautori brasiliani, non so, Caetano Veloso, tutta questa grandissimi cantautori che però sono totalmente diversi dai nostri Sì, cantautori, sì. no? Anche l'approccio musicale è totalmente diverso. Ritmico poi soprattutto. Madonna, è devastante. Quindi mi interessa molto come la forma canzone viene declinata nei vari mondi, vari paesi, varie lingue. E anche se è un genere molto standardizzato, la cosa che mi piace del rap, che a differenza del rock, che non sempre nelle lingue autoctone dà la stessa vibe, il rap, secondo me, tipo il rap francese, secondo me il rap italiano assolutamente in questo momento è veramente ad un livello tecnico altissimo, viene tradotto in tutti i posti del mondo nella lingua originale, mentre il rock molto spesso viene fatto in lingua, cioè gli italiani scrivono testi in inglese, Certo. no? Anche, pensa anche solo Sì, sì. il caso più pop, ma i Maneskin, no? E questa roba qua è una roba che mi gasa di brutto, perché diciamo, l'hip hop è assolutamente un prodotto capitalistico, volendo, nel senso che è un prodotto fatto da dei poveracci con delle macchine che davano la possibilità di fare musica in maniera semplice, però di esprimersi. E quando la musica riesce a dare queste cose qui, delle volte dà dei risultati incredibili. Pensiamo al jazz, utilizza strumenti da banda, erano strumenti buttati via dalle bande militari che loro poi hanno preso e hanno reso una cosa oltre, no? E questa cosa qui per me l'ha fatto il rap, con il concetto di mettere le parole nella musica, costruendo totalmente un'altra narrazione. Non sempre i musicisti comprendono fino in fondo il rap, anche quando gli piace, perché proprio è la voce la guida di flow melodica. Comunque tutti i rapper hanno delle melodie proprio nel flow, non Sì, sì. soltanto nel cantato. No, sì. Capito? Poi è Dove arrivato mettono- il cantato perché No, dovevamo vabbè, certo, però comunque evolvere. mettono l'accento Sì, sì, no? tonale su Esatto. una determinata Quindi è sillaba. una roba che poi non è che non c'era lo spoken prima, esisteva ed aveva tra l'altro dei grandissimi risultati. Però in realtà il rap porta alle estreme conseguenze quella roba lì, e non sempre i musicisti la capiscono, che noi ascoltiamo proprio quella roba lì, che il beat è fondamentale, la base è fondamentale, però a noi ci interessa proprio quella roba lì. E quindi questa cosa qua della parola nella musica, come viene declinata in tutte le culture, mi E gasa di brutto. quando hai scritto il primo testo? Porca puttana. Il primo proprio... Ma secondo me era circa il 98, circa il 98. E che cosa ti ha portato a scriverlo? Ma io scrivevo già Allora, quindi allora non è il primo testo. robe poetiche, diciamo, Ok. cioè, tentativi di poesia, bruttissimi. E, Come sì, bruttissime. sì, erano orrendi. E Però erano di che età parliamo però? 12 anni, Ok. capito? Poi io giravo in skate e volevo diventare pro skater, ero Sì. forte di brutto da piccolo. C'hai pure lo sponsor, no? Sì, sì, ero piccolino, sì, mi passavano le tavole. Poi ti sei spaccato il ginocchio, che era? No, mi sono fatto molto male una caviglia che non ho mai messo a posto per anni. Poi cambiai città, quindi dopo sai, per me era anche una roba sociale. Certo. E quindi a un certo punto mi sono trovato a Ravenna da solo, eccetera, e lì ho iniziato a provare, siccome ascoltavo un botto di rap, soprattutto Sottotono, Sangue Misto, primi Articolo 31, e poi chi ascoltavo? Vabbè, OTR di brutto. E ecco, lì ho iniziato timidamente a provare a fare degli approcci, però non mi sentivo che era la mia roba, anche perché quell'epoca lì non c'era il concetto di imparare a fare il rap, queste robe. Cioè Neffa per me era tipo un baciato dal Signore, no? Poi non sapevo che lui aveva fatto il batterista, che aveva dei progetti, cioè, non capito? Non beh, c'era, certo. non sapeva niente, erano degli alieni che facevano delle cose che non avevano un volto, peraltro, che io non potevo andarle a vedere, avevo 11 anni, 10 anni quando ascoltavo quella roba lì. Quindi non potevo vederli, non sapevo neanche che erano vivi, non so come dire, che Sì, sì, esistevano. li vedevi capito? solo appunto. Era una roba televisione, solo su quel CD lì. Certo, certo. E quindi dopo mi sono messo a provare, fino a che a Ravenna mi trovai per sbaglio
a una session di muri liberi. Sempre C'erano dei però, mu- aspetta, che età allora a quel punto a Ravenna? A Ravenna ne avevo 15. Ok. E mi trovai, passavo per caso, c'era della gente che dipingeva, mi misi lì e uno che avevo conosciuto, mi ricordo dove, oh grande, e dal di lì... Grande? In che senso grande? Vieni qua, no? E lì ho conosciuto un ragazzo che faceva breakdance, Fausto, che poi venne a casa mia a fare breakdance, che avevo una cantinetta a casa in un palazzo popolare, avevamo questa cantinetta tipo dove tieni, non so, la lavatrice, quella roba lì, e noi ci mettevamo là, La saletta, sì, no? la saletta, con i miei amici a cercare di capire cos'era sta roba dell'hip hop, ovviamente senza mai uscire dal di lì perché non sia mai, e lui venne dopo che l'avevo conosciuto in questa session, e dopo che ballò, e lui ci sembrava tipo Dio, poi è diventato fortissimo in realtà Fast. Dice Fast Cut, no? No, Fast si chiama Fausto Spighi, Fast in arte, era dei break da funk, quindi si mise a ballare e dice, no cazzo, ma questo è il tipo è fortino, siamo delle merde, facciamo cagare. E io però già avevo dei testi, no? E allora a un certo punto, capendo che non potevo assolutamente competere con la parte ballata, iniziai a rappare una roba in maniera veramente orrenda. E lui fa, no ma rap, incredibile! Perché non rappava nessuno a quell'epoca lì. Qui siamo attorno al 2000. Mi sta arrivando il fumo addosso. No, ma sì. E mi fa, no grande, io perché c'ho una crew, che già c'ho una crew, si chiama CDO, che voleva dire contaminazione dell'ordinario, quindi Bello, proprio anche una forbita, roba comunque. Sì. E fa, guarda, stasera ci troviamo nella nostra sede, che c'è sta roba delle sedi, se vuoi venire ti presento i ragazzi. Io ho detto, no, incredibile, tra l'altro c'erano anche i giradischi, che poi erano giradischi del cazzo, Però. del nonno. E lì ho conosciuto uno dei miei più cari amici, che è il Philips, che poi lui ha smesso, che in teoria era il DJ. E loro c'erano gli AL, i dischi in vinile, cioè io ero proprio... e mi sembrava di essere, capito, a New York, capito, ero già... E poi c'era questo Alessandro Bratta, che poi si chiama Lord Assen, ai tempi però si chiamava Plasma, che faceva freestyle, cioè io lo sentivo e dicevo, madonna, il tipo è fortissimo, no? Incredibile. E quindi mi ha fatto un po' da maestro, ha detto, guarda, facciamo queste robe. Poi è nata, ci fu sta jam, qui forse l'anno dopo, mi ricordo, dove, diciamo, organizzata dalla crew più potente di Ravenna di quell'epoca, che dice, facciamo sta jam, se fai hip hop fatti vedere. Questa è tipo, facciamo la conta di chi c'è, no? Facciamo... se non hai le palle, era proprio scritto sul volantino, se non hai le palle vuol dire che non fai parte di sta. Intimidatorio Sì. anche. Quindi noi ci proviamo e io avevo solo una strofa che si chiama Demoni, sul beat degli stilisti, che poi gli stilisti era il gruppo del tipo di Comacose. Avevamo solo quel beat lì perché non c'avevamo una lira, e quindi era il lato B del vinile degli stilisti. E facevamo sto pezzo. E dopo dal di lì, ecco, io quando montai sul palco quella volta lì, perché prima era tutto un gioco, io ho detto, cazzo che figo sta roba, cazzo quanto è bello andare sul palco, così, capito? Ma per il pubblico, per le persone che c'avevi Mi dietro, piaceva, per tu? ho scoperto che nonostante io fossi timido prima, Sul palco invece però... mi piaceva quella roba lì. L'adrenalina. Sì, non so bene, anche la roba del microfono, di scrivere, mi dava una, non so perché, una roba, non te la so dire perché in realtà non gli ho mai dato il peso. Cioè oggi quando senti i ragazzi, no, mica devo fare la mia, devo comprare l'appartamento a mia mamma, io figurati che se pensavo a queste robe, però era proprio che mi piaceva stare lì, capito? Capivo, dicevo, cazzo, io qui sono io davvero, qui posso fare tutto quello che vorrei fare e sono chi vorrei essere. E Moder, quando hai deciso di diventare Moder? Vabbè, no, adesso Moder era un gioco, cioè nel senso che il nome in sé non sono neanche particolarmente legato, devo dirti la verità. Nel senso che è stato, prima fumavo da piccolo fumavo le canne, ero molto piccolo, con un mio amico, che mi chiamava Smoker, no? Poi dopo ho smesso di fumare le canne perché ho la pressione bassa e quindi dal di lì non ero più Smoker, quindi dovevo cambiare, no? E quindi nei vari giochi di traduzione e cambiamenti la Moder, ma al nome in sé non sono tanto legato, sono legato più alla storia che ha avuto questo nome, che al nome in sé, anzi spero di cambiarlo, di insomma allungarlo. Vorrei fare Moder a.k.a. l'Anfi per poi arrivare a fare l'Anfi, che è proprio Che è il mio diminutivo, Ok. diciamo.
E Quindi gli amici ti chiamano Lanfi. sì, sì, sì. No, adesso purtroppo mi chiamano in tantissimi modern, che è una rottura di cazzo. Infatti se non sei attaccato però sì, cazzo. Ma no, è perché, cioè, sai, ormai è come dire, una seconda pelle. E, no, beh, dopo cosa è successo? Ti direi che ho fatto un demo nel 2001, si chiamava Diari, con degli amici, sempre di Ravenna. C'era anche Max Penombra, con cui ancora sono molto legato. Ed eri già Moder Sì, sì, erano già Modern, sì, sì, lì era Ok. già Modern. E feci questo demo, capì che avevo delle belle cose, cioè tipo avevo un buon approccio melodico e ero preso malissimo, dovevo lavorare molto sulla voce, con questa voce tutta sussurrata così. E... Però c'erano delle cose, anche nelle rime, nel flow, c'erano delle robe. E dovevo capire bene le strumentali, dovevo capire tante robe della musica. E quindi continuiamo a reppare perché in quel momento lì c'era tanta cose che oggi i ragazzi hanno meno. Noi avevamo tanta possibilità di suonare in maniera svelta, Certo, capito? certo. Vabbè, come hai detto prima, la saletta da rimediare in qualche modo. Sì, no, ma poi ci chiamavano a caso, cioè c'è un palco giovani, c'è questo, c'è quell'altro. E quindi abbiamo fatto tanti concerti e io mi ero cagato i coglioni dopo 2 o 3 anni di fare sti concerti di merda contro la gente che mangia i cappelletti alla festa unità e che cazzo ne so. Oppure nel posto, non so, nel retropalco di un'altra, cioè, le robe, rotture di coglioni. E allora dissi, siccome iniziavo a capire cos'era la scena, come si stava muovendo, dissi con tutta una serie di persone, guardate, io voglio organizzare una festa che si chiama Il lato oscuro della costa. Però odio le jam dove apriamo in 2000. È insopportabile, non Ci metti una funziona, mi vita. rompo i coglioni, basta. Quindi facciamo un gruppo, tanto vi avrei chiamato, facciamo un gruppo tutti insieme, eravamo 2 DJ e 4 rapper, e poi chiamiamo 2 aperture prima di noi, ci sono 2 aperture che fanno 20 minuti, noi e ESA. Facendo questa cosa succede? Che mettiamo su dei pezzi, perché non è che potevamo fare, non c'era niente che matchava, Certo, no? certo. Quindi ci mettiamo lì, Nada si dà delle strumentali americane, che lui ne aveva tante, e iniziamo a scrivere questi pezzi. Il primo che si chiama Non ti basta, che poi per una vita è stata la nostra hit, che era su un beat di Masta Ace. E quindi scriviamo tutta sta roba e andiamo a registrarla. Prima del live andiamo a registrarla, settimana prima. Mixiamo al volo e poi masterizziamo sti cazzi di CD. Io ne faccio 50, ma proprio per questioni di proprio che non riuscivo più a starci dietro, che tipo ognuno di noi masterizzava tot CD a casa. E quindi facciamo 50 CD e li vendiamo a 2 euro. Minchia. 2 euro. Baratti, come si direbbe qua in Sì, Sardegna. esatto. E ne vendiamo 50. Dal giorno dopo che facciamo questo concerto qui iniziano a telefonarmi, che c'è il mio numero di casa, e iniziano a telefonarmi per chiamarmi a suonare in giro, con il lato oscuro, perché effettivamente il live era figo, eravamo un po' i Wu-Tang Clan dell'Emilia Romagna. Esatto. Poi c'era sta roba, il live era tutto mixato, non c'erano mai pause musicali, ogni pausa, ogni cosa, era tutto, c'erano 2 DJ, quindi boh, una bomba. Doppie super studiate, poi noi andavamo in sala prove, no? E da quella roba non la facevano in tanti all'epoca, noi andavamo in sala prove una volta a settimana fissi, minchia. per degli anni. E quindi al di là è partito tutto e lì ho detto, ah cazzo, siamo proprio bravi a fare sta roba. E dopo dal di lì cosa è successo? Che suonando tanto, perché poi io prendevo su tutto, vieni a Milano, suona a Milano, c'è il rimborso spesso? Sì, sì. A posto. Non c'è il rimborso spesso? Sì, sì, è uguale. Stavo venendo comunque. Ci vedono un botto di rapper Ma che iniziano a scriverci Mista, Maxi B, ESA stesso. Quindi collezioniamo dei featuring per il nostro primo album, che non doveva esistere in realtà, perché era un progetto che finiva quel giorno là. la serata, sì. E invece dal di lì, dopo ci aveva messo una vita, per i dischi ai tempi da 24 tracce, una roba folle. Finiamo sto disco, nel 2006 esce con questi featuring, va molto bene in realtà, chiaramente per l'epoca, insomma. E dal di lì ci facciamo un nome. Però lì io ho capito la prima cosa, che noi avevamo un concetto di hip hop che non era il concetto che c'era in Italia. Eravamo cresciuti in provincia, sempre matchando con gruppi di altri generi. Cioè noi mediamente suonavamo con dei gruppi punk, dei gruppi ska,
nell'underground Sì, comunque certo. cercavi di... Eravamo l'unico gruppo rap che suonava queste robe qui, avevamo il nostro pubblico, le nostre cose. Quando ci siamo affacciati alla scena c'era anche una serietà in alcune cose che noi pigliavamo per il culo, cioè considera il periodo della G-Unit, no? Noi quella roba lì non capivamo perché ti dovevi vestire monocromo Porco di rosso, Dinci. capito, con la tuta Porco eco. Dinci. Non ci piace, a parte alcuni Perché di sei altri, perché eravate- alcuni di noi piaceva, Ah, c'era ok. anche un dissidio interno. Però io non ero super alternativo, io non ho mai avuto un paio di Nike in tutta la mia vita, quindi immaginati col rap. Io comunque ero super di sinistra, quindi quella roba da Nike mai. O comunque, cioè, Sì, no, mai avuto un meglio paio mi di Nike. vesto, Mai avuto un paio, tuttora, bro, anche quelle che mi piacciono. non te li compri. No, non me le compro. Non me le compro. Poi il mio rapper preferito usa Puma, quindi sei Puma. Ma chi è? Kendrick? No, J. Cole. Ah, J. Cole. E quindi, insomma, dal di lì iniziamo. E lì ho iniziato a dire, ah, cazzo, mi interessa. Parallelamente ho iniziato a fare il fonico e a vedere chi organizzava concerti, eccetera, e quel mondo mi piaceva un botto. E dal di lì ho iniziato, a parte quella volta lì, che lì ero proprio pazzo, l'ho fatto a caso, e ho iniziato a organizzare concerti in maniera sistematica. Organizzai di tutto, i Club Dogo, di Mi Fist, feci Minchia. di tutto, bro. E mi venivano bene, ero bravo a fare quel lavoro lì, ed ero bravo anche a gestire il gruppo, perché comunque sapevo fare, capito? Cercavo contatti, trovavo producer, cose. E quindi, dai, dopo ho iniziato a crederci di più. Non ho mai creduto che diventasse un mestiere il rap. Però Sempre creduto che all'interno della diventasse un mestiere tutto quello che Ok. c'era dietro. Ok. Quindi l'organizzazione delle feste Sì, sì. e tutte queste cose qua. Vabbè, Però, dai service comunque. certo. E quindi, Già ti rendevi conto bene o male di tutto il lavoro che c'era dietro, quindi ci poteva comunque a prescindere essere esatto. un futuro esatto. lavorativo nel momento stesso in cui, però E lì ho iniziato a credere in questa cosa e mi piaceva molto l'ambiente, era quella la cosa che più mi teneva dentro, perché io poi sono fatto abbastanza così. E mi piaceva molto l'ambiente non solo musicale, culturale che si respirava a Ravenna in quegli anni là. Era tutto molto connesso, teatro, musica, scena alternativa. E eravamo tutti molto Di connessi, pari passo. giornalisti, cioè c'erano un po' di giornalisti emergenti che volevano parlare di quello che succedeva. E quella roba lì, cazzo, era proprio il mondo, dicevo, minchia, questi sono degli alieni. Cioè, mi ricordo la prima volta che ho beccato Capovilla, no? Col Teatro degli Orrori, che ero a cena perché facevo il fonico. Il tipo era un grande, cazzo, porco, cioè proprio, è ancora un grande. Però era proprio un cazzo di gigante, dicevo, cazzo, tutta la vita sudo per fare sta roba, capito? passione quindi alla fine. Sì, di brutto. Però poi comunque invece... Poi dopo, No, cosa è successo? Che si scioglie il gruppo nel 2010, il Lato Oscuro si sciolgono nel 2010, praticamente facciamo uscire il secondo disco, io ero riuscito a fare un tour di 13 date, più o meno in tutta Italia. Io dissi la 13ª data, io non ci sono più, per tante motivazioni ero arrivato. E praticamente cosa succede? Io lì decido proprio basta, perché tante dinamiche interne, eravamo molto disgregati e quindi decido di mollare. Aspetta. Sì. Dici di mollare. Misha, vieni qua. E dove ero arrivato? 2000, sì, niente, finisce il gruppo e io un po' accanno, nel senso che facevo freestyle, quindi ancora qualche roba di freestyle facevo, però avevo sti 10 pezzi che avevo scritto negli anni, perché io ero molto orientato al gruppo, ero l'unico del gruppo che non pensava a una carriera solista, ero l'unico. Però avevo sti 10 pezzi collezionati, ho detto vabbè, li metto insieme, li faccio, poi li feci ma proprio buttati, mix velocissimo. E c'erano i primi free download, no? 2010-2011, e non sapevo bene come farlo uscire, dico vabbè, io mi faccio delle bustine con dei CD, con la grafica proprio il CD dentro, che c'era sti qua che stampavano. Stile Vugumpra praticamente. Sì, assolutamente. Sì. Tanta roba. Assolutamente. E cosa faccio? E tra l'altro in quegli anni stava iniziando il CISIM, 2010 stava iniziando il CISIM. Quindi dico vabbè, lo metto in free download su Mood Magazine che mi spingevano di brutto. Poi in quegli anni uscivano degli articoli che parlavano di me tipo come rapper sottovalutato, dicevo ma che cazzo,
mi sembra E da lì, da lì. vabbè. La nomea. E quindi faccio uscire sta roba, primi 8 mesi non succede niente, ma niente, cioè proprio non faccio nessun live, a parte la presentazione che feci per una roba al CISIM con Stock Mad Buddy, presentai il disco, fine lì. Poi piano piano iniziano a chiamarmi a suonare, prima attorno a casa, poi sempre un po' più fuori, dico però, fino a che, e lì è stato il momento in cui ho scelto veramente di andare avanti, e grandi, che ho scelto veramente di andare avanti è stato che mi chiamò Chiodo dei Fuoco negli Occhi a una serata a Bologna, al TPO. Praticamente facevano il TPO a metà, piccolo, Sì, no. e il martedì sera facevano ste robe hip hop, piccoline, e lì conobbi Claver, perché faceva il live insieme a Chiodo. Quindi io vado prima, Claver mi fa 1000 complimenti, va su lui, dico minchia, fa la cicala, dico minchia. E sentiamoci, io in quel periodo lì avevo dei beat, gli ho mandato un beat, abbiamo fatto sto pezzo, dal di lì è nato Sottovalutato, e da Sottovalutato in poi, da quella roba bolognese lì, cosa è successo? Che loro hanno iniziato a chiamarmi a queste serate che facevano XM24 e le facevano i Kintsugi, che poi sono diventati i produttori di Melograno, no? E lì cazzo stava succedendo qualcosa, cioè mi chiamano alla prima serata, eravamo 7 rapper, io, Maddy, i Fuoco negli Occhi, Fuledelli, K maiuscola, Claver, e secondo me, vabbè, Fuoco li ho detti, ma forse anche Macchia, Macchia di Arena 051, cazzo ci sono state 800 persone, bro. Minchia. Cioè, io ci rimango, perché anche per l'epoca, anche a Bolo era difficile comunque fare delle robe, no? Quindi io mi ricordo che torno a casa stasera e mi invito e dico, ma che cazzo, cioè, una roba assurda. Incredibile. E nel frattempo comunque avevo sempre il CISIM, quindi organizzavo, vedevo che c'era tipo che avevo chiamato Caos, c'era un botto di gente, no? Cioè, cazzo. È stati anni d'oro in realtà quelli, 2012, 2014, sono stati anni d'oro, per se scrivevi hip hop, porca puttana, veniva un botto di gente. Da lì è cominciata, diciamo, l'ubriacatura di hip hop, secondo me. Sì. Però lì era ancora mega real, cioè c'erano delle cose super underground che andavano bene. Beh, Salmo pure ugualmente all'incirca quegli anni lì. era uscito da lì. Sì, quegli anni lì. E mano a mano che facevamo succedevano sempre delle robe. Una volta fecero questa cosa che si chiama Genova per voi, dove selezionavano un rapper per regione, e io ero stato selezionato per l'Emilia Romagna, Claver era stato selezionato per le Marche, quindi andavamo là tutti insieme, ed era tutta una generazione che stava facendo delle robe, eravamo più o meno tutti coetanei, qualcuno più piccolo, qualcuno più grande. E cazzo, ogni volta succedeva sempre qualcosa che mi teneva attaccato, però non avevo ancora un rapporto bruttissimo con gli album. Dicevo, no, l'album non lo so fare, non è una storia. Da solo no, che palle. Mica devo scrivere 10 pezzi, che 2 palle. Però ce l'avevi Fino un a po', che... scusa. Però hai detto che ce l'avevi già comunque. Sì, ma quei pezzi avevano già usciti, poi erano fatti, non erano fatti per essere un album, erano... Però l'hai già fatti, perché così ti sottovalutavi così tanto? No, ma perché per me l'album era 107 elementi di neffa, cioè arrivo là, non c'ha senso. Confronto con un altro, ok, certo. Non aveva senso per me fare. Fino a che mi ricordo una serata che facemmo io e Claver, dove io oggettivamente spaccai tutto. Sì, umilmente spaccai tutto. No, io ci credo. Sì, proprio c'era la pioggia, tipo Fanchinano che c'era, se la ricorda ancora, me la cita, che io feci tutto il live, praticamente il palco era circondato da delle staccionate, io feci tutto il live in piedi sulla staccionata, appoggiato a un palo sopra, e suonavamo un pezzo a testa io e Claver, no? Quindi Claver stava giù e stavo sempre su, punk duro, petto nudo, vabbè. Perché avevo sempre anche queste cose un po' mutuate dal punk, no? Il petto nudo, mi buttavo in mezzo alla gente, stage diving, robe così. Ero molto punk. E però scendiamo, Claver aveva fatto Mister Nessuno, io non c'avevo l'album, avevo fatto Sottovalutato, che era già andato bene, avevo giù una storia, quindi io dico, mica stasera sono spaccato, venderò 100 CD. Mica, ne avrò venduti 5, Claver ne vendeva palate. E lui si girò e mi disse, mi ricordo tutta la vita questa me la ricordo. Lui ride ancora perché secondo me lui non si ricorda. Moderi, stasera è spaccato, ma devi fare sta roba qui, devi fare CD. Ricordo tutta la vita. E io rosicato di peso, porca puttana, come cazzo sta roba. E da lì quindi praticamente. E quindi sì, lì dal giorno dopo ho iniziato a lavorare a un album, ci ho messo una vita, perché poi dopo è uscito nel 2016, ci ho messo 8 2 dicembre. anni. Sì.
E però, che album, complimenti. Comunque, visto che non l'abbiamo detto, Sì. tu comunque qui sei in Sardegna per le date del tuo nuovo album, Sì. e che è in realtà il compimento di una trilogia, no? Sì. Tu hai concepito già a quel punto, quindi, di fare una trilogia. Sì, mi ero dato 3 dischi. Sì, mi ero dato 3 dischi che sono stati tutti in crescita, nel senso che il mio primo disco ha sancito come dire, il taglio del cordone ombelicale con il lato oscuro della costa, nel senso che chi poi ha ascoltato quel disco lì, diciamo il 75-80% non sapeva nulla della mia storia. Ok. E iniziavano a dimenticarsi di chi io fossi prima, capito? E lì ho capito, ho detto, e feci un botto di date per il disco, ma proprio pancia a terra. E poi ebbi la mega sfiga con Ci sentiamo poi, che uscì praticamente a lockdown iniziato, che però in qualche maniera aiutò anche l'album, secondo me. Secondo me pure comunque molti artisti che non sono stati conosciuti durante il Covid, grazie allo streaming, io fui il primo a La cosa che mi ruppe i coglioni è che avevo 30 date già vabbè, fissate, certo, che quello, porca allora, puttana, vabbè. quello farò di... però Quei soldini non li ho mai visti. io ti ho Vabbè, scoperto durante il Covid, ti Esatto. faccio un esempio. ma moltissime. Durante il Covid perché... Poi io al Covid spingevo come un cane, perché stavo con le bambine la mattina e la notte facevo tutti i contenuti col cellulare ero No, rotto, no, aspetta, io ti ho scoperto con la musica. Cioè, no, non, però in non con realtà Instagram, però spingevo di brutto, quindi la musica girava. Cioè, mi ricordo le dirette, le Io ti faccio cose. l'esempio, ti ho scoperto con Non ne posso più, e all'inizio io pensavo, ed è una cosa che mi dicono in tanti tuttora quando io faccio ascoltare i tuoi pezzi, io pensavo che fosse Salmo. E ho detto, ma che cazzo sta a fare Salmo? Che cos'è questo pezzo che non farebbe lui? Però è bellissimo. Quindi dicevo, cazzo, e quando molto spesso gli ho fatto lo Sì, scherzo abbiamo alla il timbro gente. vicino, sta cosa qua. Io ce l'ho No, sempre vabbè, avuto. no, perché magari vedete anche voi entrambi dal punk, non lo so, può darsi, però No, comunque... credo che sia, guarda, secondo me è proprio una roba di timbri che di voce. Abbiamo una storia molto simile in realtà, quando vedo le interviste. Abbiamo solo la differenza che io non ho suonato la batteria. Misha, scusa. Misha? Lo so. Quindi me lo dicono in tanti, però è timbrica secondo me. Guarda che secondo me nel rap fa tantissimo il timbro della voce. Certo, no, però Ti faccio un esempio. Sai, nel senso lui è molto più famoso di me, fosse stato il contrario. Vabbè, è molto più famoso, però in quanto a bravura, per quanto mi riguarda, opinione personale, No, beh, lui è siete allo bravissimo, stesso livello. Lui è veramente No, siete due cose diverse. Sì, assolutamente, questo Due è cose indiscutibile, diverse. però è veramente bravo, il tipo Però è anche veramente entrambi comunque avete una bella precisione sulla batteria, comunque su appunto le percussioni e come andarci col flow, importantissimo, che quello dà tantissimo. Ma quello tanto ti ringrazio dei complimenti. Ma che ti ringrazio, no, però il tipo è un grande, adesso, a parte questa cosa qua. No, però quel disco lì secondo me ha girato anche perché mi sbattevo veramente come un cane. Avevo molto tempo libero, poi avevo un grandissimo rapporto in quel periodo che oggi ho meno, con la gente che comunque si approcciava a me, quindi mi scrivevano, mi chiedevano, io rispondevo sempre, avevo tantissimo tempo libero nel Covid. Ma comunque non è per quello, cioè non è perché sei stato lì a farti la gruppi di No, te in realtà stesso. io credo- è proprio cioè il fatto che sia cominciato a uscire in streaming e tante persone hanno avuto la possibilità di arrivare a te, perché tu, bene o male comunque, già in Sardegna sei distante da quel punto certo, di vista. sì. Con lo streaming, bene o male, molte persone che avevano magari appunto, Certo. si ascoltavano Salmo, Certo. potevano passare a Modern in quel momento. Sì, ci sta. Ma più che altro sai cosa che ho visto è che ogni disco era in crescita, no? Cioè 8 dicembre è andato molto meglio di come mi aspettavo, ovviamente non nei miei sogni più bagnati, diciamo, nei miei wet certo, dream, certo. nel senso che lì speri sempre che esce di cazzo l'ho fatta, l'ho ascoltato. Però la cosa che capivo ogni volta che uscivo un progetto è che aumentava. Come dire, Il pubblico, diciamo, sì, l'ampiezza ma del proprio la pubblico. visione che la gente aveva di me. E con l'ultimo anche è successo di brutto. E questa cosa qua insomma, mi ha onorato e mi ha spinto poi a continuare, con i miei tempi, perché sono molto lento, però mi ha spinto a continuare. Poi chiaramente in mezzo, cioè, anche la trilogia nasce da due motivazioni fondamentali. Uno era parto e mi do un tempo per Completare l'opera? crederci. Ah, ok. Nel senso che io comunque quando vado via di casa devo andare via, mi lascio 2 bambine a casa, la mia Certo, compagna, cioè non è che... Quindi
deve avere senso che esca, esatto, sia dal sì, punto sì. di vista economico, sia dal punto di vista Mentale, sociale, mentale, cioè, esatto. sì, sì. Quindi quella roba lì era tipo mi dà un tempo e in più iniziava una collaborazione fissa con Duna, Andrea Scardovi, che è un fonico da studio e produttore musicale, con cui da quando ero piccolo, con cui facevo il fonico, era lui, era lui il mio capo, e che da quando eravamo piccoli, anche lui viene dal rap, lui era un grandissimo breaker, e immaginavamo i dischi che volevamo fare, no? Il furgone, fare suonare le batterie e i chitarristi e le cose. E lì abbiamo fatto i nostri esperimenti, no? Con 8 dicembre mi ricordo abbiamo fatto un utilizzo del reamp assurdo, ogni volta mettevamo delle cose e a 8 dicembre forse batteria no però. Comunque risuonavamo un casino di roba, bassi li abbiamo risuonati sempre tutti, poi ci sentiamo poi, abbiamo iniziato a fare i pezzi partendo da delle strumentali e poi facendole diventare come la Birra Latina è tutta suonata, se ascolti la strumentale sente, originale sì. non c'entra niente. Ma come ti dicevo appunto off camera, tra l'altro questa cosa si riflette se vuoi fare un acustico, escono molto molto bene, escono perfettamente. E soprattutto, esatto, soprattutto cos'era? Che 8 dicembre era un tributo anche al rap che avevo ascoltato io da piccolo. Perché non era la foto, perché molti pensavano che quando, che dopo chiaramente la gente giustamente cerca di capire quello che gli dai. Io feci un tributo al rap classico, ma io non ascoltavo già più rap classico, capisci? Ascoltavo già un casino di cantautorato, roba diversa. Però quello era un tributo perché voleva parlare di una parte della mia vita, che era la parte in cui avevo perso mio padre, che è stato uno switch totale, perché appunto mi sono trovato da essere... abitavo a Cervia, quindi ero di fianco a Milano Marittima, mi sentivo benestante nella vita, no? Non avevo mai avuto una sensazione di avere i soldi o le cose. E quando è morto mio padre, a parte il lutto, in realtà mi sono accorto che insomma eravamo in una situazione di merda, ancora più di merda perché dei criminali avevano la mia casa. Comunque prendi coscienza Sì, di sì, alcune sì, ho visto situazioni delle reali. situazioni un po' hardcore, nel senso che comunque veniva a chiedere l'affitto a mia mamma con la pistola, cioè, capito, le robe. Io ero bambino, non potevo fare niente. E quindi quella roba lì volevo raccontarla e l'ho fatto utilizzando il sound che ascoltavo quando avevo quell'età lì. Quindi era un tributo di quello. Mano a mano invece abbiamo voluto iniziare a fare il nostro suono, capito? E ogni volta diventavamo più bravi, ecco, questa era la cosa che ci piaceva. E quindi sapevo che mi ci volevano 3 dischi per imparare tante cose. Uno, sono diventato molto più intonato, ho lavorato sempre di più con la voce. 2, sono diventato più bravo a scrivere le canzoni, cioè che funzionano canzone, nelle sì, loro sì, parti, sì. no? E quindi c'era proprio una ricerca dietro a questo discorso di fare una trilogia e anche di un racconto, perché comunque era un racconto, come in Poco dopo mezzanotte mi rifaccio questo film, Sì, Poco sì. dopo la mezzanotte, dove c'è questo mostro che ti chiede che ti racconta 3 storie. Questa era la mia terza storia. Da adesso in poi, C'è diciamo, quella vera? sono svincolato. C'è la storia vera, quella che chiede il mostro, no? Non lo so, secondo me la storia, cioè, ho detto tutto quello che... Di questa Che storia volevi dire? ho detto tutto quello che volevo dire, adesso sono in una fase più libera, volendo, quindi anche più difficile da certi punti di vista. Vediamo cosa riserva la vita, più che altro. Magari smetto, chi lo sa. No, no, questo non lo puoi manco dire, non lo dire. Ma no, non lo so, nel senso che non si sa. Aspetta, E... aspetta. Devo fare pipì assolutamente. Ti giuro sto a morire, se no non riesco più. Ma abbiamo dell'altro vino, ragazzi? Sì, Cosa sì, dite? abbiamo il rosso. Vai col rosso. Facciamo un documentario. Sì, Moder il sardo. No, però c'è questa cosa, sì, ho scritto sto brano perché so sardo romano e quindi ho scritto sto brano, si chiama Sardo Romano Impero. Grande. Adesso potremmo fare il sardo romagnolo impero. Piccola pausa, torniamo invece col vino rosso e mo taglio pure un altro po' di salsiccia, ma tornando invece un po' più alle domande sul disco, Vai. tantissimi brani con Sì, tante 16. persone diverse, personalità diverse, da Robby Baggio a Giuliani, Uh-huh. e vorrei arrivare appunto a quanto ti porta via scrivere un album del genere emotivamente. Vabbè, molto ovviamente, perché comunque sono veramente tanti pezzi.
Ma pezzi come Carlo Giuliani, ad esempio. Ma no, quello devo dirti la verità, in realtà Carlo Giuliani è venuto fuori veramente in pochissimo tempo, nel senso che io ho ascoltato la strumentale, mi è venuta la rima finale mi è venuta, e la speranza sdraiata a terra a fianco del corpo di Carlo a Genova, e perché è una roba che proprio ai tempi mi fece malissimo, io non potevo andare perché ero minorenne e mia mamma non mi mandò. Non E mi meno diede. male, fortunatamente. Anche perché io poi ero fumantino, quindi sì, forse col post è stato meglio così. E vedere quella roba lì mi disaffezionava, io ero molto schierato politicamente, facevo tantissime cose. In realtà come tutta la mia generazione, e forse anche quella prima, dal di lì smontò un movimento. Beh, è stato traumatizzato Sì. un movimento da quella cosa. Sì. Praticamente è finito tutto, poi dal di lì hanno iniziato i primi sgomberi, i centri sociali, Sì, le sì. cose. E quindi in realtà li hanno vinto in È qualche vero. maniera. A livello mondiale, Sì, sì. Cioè, Genova rappresenta secondo me comunque sì, a un livello mondiale, crocevia in assolutamente. cui davvero grandissima parte delle persone Hanno d'Europa sono concentrate lì. Quella generazione diceva le stesse cose della generazione di oggi a cui tutti fanno gli applausi sul clima, noi dicevamo le stesse Ma identiche sì, cose. prima, sì, prima. Poi io in Sapevo. realtà, cioè non era la mia generazione, diceva quelle robe, erano quelli più grandi di me, erano Certo, generazione certo, X, però vabbè, tu 83, eravamo quindi tutti, 83, no? sì, io E sono allora, millennial. comunque 17 anni avevi, no? Sì, Quanti? sì, esatto, sì, non avevo ancora 18 se non andavo. E quindi sì, quella roba lì cioè proprio mi disaffezionai alla politica e La politica, diciamo, quella fatta, sì, quella fatta, e iniziai a pensare che si potesse fare una politica artistica, quindi proprio il CISIM è anche figlio di quella certo. cosa lì. Dal basso, diciamo, a Sì, quel sì, sì. punto. Io ho deciso di fare una specie di... Il CISIM è questo spazio che gestisco, è la mia rivoluzione personale, quando entri dentro al cancello, ecco lì valgono delle altre regole che non valgono nel mondo normale. Vabbè, è una grande e bella E... rivoluzione in realtà, se tante persone avessero fatto un esperimento del genere. Sì, sì, però insomma dal cambiare il mondo a cambiarne una No, no, cambiare parte... anche solo la propria comunità, sì, Sì, infatti. no, cambi la tua comunità, però ne cambi Cazzo. comunque una parte. Vabbè, Vabbè, però però fai questo che qualcosa. è il mio problema con la politica. E quindi no, quel pezzo lì mi è venuto fuori In veramente... maniera spontanea di Sì, getto. 20 però sapevo che non avevo più niente da dire. Cioè, quando ho finito quella strofa ho detto, bellissima, piace un casino, ma io non so metterci altro. E allora cosa è successo? Che in quel periodo facevo l'autore a Milano e feci una cena con Tormento e Dacio Tormento. Nazzari. Torme l'avevo già ingaggiato, che mi stava dicendo guarda c'ho Sanremo, ma te lo mando prima di Sanremo, fidati, infatti me l'ha mandata la settimana prima. E Duccio, quella sera lì pensai, ma cazzo, ma chi è meglio di Duccio per fare sta roba? Che il tipo è veramente politicamente schierato, eccetera. No, dacci un Quindi grande. proprio mi girai verso di lui a cena, eravamo tanti, lo fai tu la seconda strofa. E è uscita E lui, benissimo. e lui mi fa, mandami il pezzo, glielo mando, senza la voce di Tormento perché non mi è ancora arrivata, tornando a casa mi scrive, perfetto, ti mando la strofa. E insomma sono molto orgoglioso di quel pezzo lì, devo È dire. bellissimo. Sono molto contento, anche perché sono orgoglioso da tutti i punti di vista, anche musicalmente, perché è questa, diciamo, organic trap, no? Nel senso che è un pezzo che ha ritmiche, suoni molto nuovi, però anche metriche, però nello stesso tempo ha un sapore, come dire, suonato, no? In qualche maniera. E quindi sono molto orgoglioso, sia dal punto di vista tecnico, dei featuring che hanno fatto due lavori, tutti e due hanno fatto due cose incredibili. Poi di Torme ho dovuto tagliare delle cose, ma mi ha mandato anche uno speech bellissimo di un minchia. minuto, solo che non ci stava. Non ci sta. Non Vabbè, sapevo dove già era metterlo. un brano lungo comunque. Sì, sì, non sapevo dove metterlo. E mi è piaciuto molto quanto ci sono stati proprio al 200% in tutte le condizioni. Torme dopo Sanremo ha avuto dei problemi a far uscire della musica Pensa a te. che non era stata, diciamo, approvata. Certo, capisci? certo. E comunque si è battuto in qualche maniera per farlo uscire e ha cercato di dargli la visibilità che poteva dare in quel momento, perché lui lì ha avuto proprio, come dire, un'onda anomala che gli è arrivata certo. nella vita, no? Che non si aspettava. E Duccio, ecco,
Duccio ci ha proprio tenuto, cioè Ah, proprio cazzo. visto proprio Ma tenuto sia alla ha nostra fatto amicizia. una ricostruzione bellissima Sì. in in pochissime barre, Daccio. Vabbè, poi Duccio a scrivere è proprio una bestia, però No, no, proprio ci si ha complimenta. tenuto a tutti i livelli, capito? È stato veramente ineccepibile. E, quindi sì, no, quello così, alcuni pezzi invece magari ci ho messo moltissimo a scriverli. Adesso, tipo Tu la notte e la città ha 20 stesure diverse. 20 stesure? Sì, perché quella cosa di riprendere alcune barre, no? E modificarle è una cosa che facevano Fibra in Turbo Giovanili, no? È una cosa che mi è sempre casato. E quello lì è stato il primo pezzo che ho detto entra nell'album, che mi piaceva moltissimo la strumentale, come suonava, eccetera, ma ci ho messo tanto tempo a mettere insieme i mattoncini, capito? Però quello lo sento come il primo pezzo perché è il pezzo che poi porta forse agli ultimi due che ho scritto. Vabbè, l'ultimo che ho scritto è Collane, il primo. L'ultimo che hai scritto? Sì, perché tengo sempre l'intro per il finale. Ah sì? Sì, da sempre, per dare un riassunto. Però l'altro che ho scritto per ultimo è Bologna Centrale, perché volevo fare una roba con Ugo a tutti i costi, avevo questa strumentale da una vita, l'abbiamo risuonata e non mi convinceva la strumentale in sé, l'abbiamo risuonata, e infatti quella è tutta suonata, piano, basso, tutto, batteria, e dico, cazzo che sound, questo è il sound che voglio. E non è un caso che il primo sia Tu la notte e la città e l'ultimo sia quello, perché secondo me il futuro mio, uno dei miei futuri possibili, è questa cosa un po' più soulful, più vicina a Mac Miller, ok? Che è uno dei miei artisti preferiti. E quindi credo che quei due pezzi lì punteggino questa cosa per quello. Poi ci sono pezzi più vicini invece alla mia storia, come Non credo proprio, che è molto più vicina alle mie cose. E il pezzo piano e voce, Niente di male, a cui tengo un casino perché secondo me è un pezzo unico. Pezzone, pezzone. Quello è un pezzo unico, nel rap italiano non c'è un pezzo così. No, no. Ti direi che qualcosa di simile, cioè, non dico che l'hai fatto con gli Alienarmi, ma quando hai fatto i pezzi con Forelock, qualcosa che ci assomiglia, essendoci un po' reggaeggiante. Ah beh sì, Roby Baggio e... No, 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 parlo proprio di Chi perde paga. Ah, Chi perde paga. Che beh, Chi perde paga, ecco, Chi perde paga secondo me è un'altra delle possibilità future, nel senso che è un pezzo molto musicale, che però non è leggero, quindi, capito? E questa roba qua mi ha gasato, e tra l'altro, bro, quando mi ha mandato il ritornello Frank sono impazzito. Ma che totale. cosa dice? Io guarda, perché ancora non ci stanno. Ma mi dici il ritornello? Perché me lo Se so è il momento scritto. giusto per la tua rivincita. Faccio sonnissimo a metà, che No, dice? aspetta, scusa, se è il momento giusto per la tua Rivincita. rivincita. Ma non è Ti così sei... che va. Ma non è... No, Faccio sognissimo a metà. Io non so che cosa dice. Aspetta, ascolta, aspetta, dammi un No, secondo. scusa, no, no, dai, te la Mi hai canto. mandato in overload. Aspetta. Se è il momento giusto per la tua rivincita. Ma non Ti è sei già così fatto il che... film che torni qui e ad aspettarti trovi tutta la città, ma non è così che va. Tu sogni sì ma a metà, Tu sogni sì, ma a metà. ma a metà, ok. Non basterà la tua versione beta. Versione beta? Sì, Ok, c'ha ragione la regia. sempre. Perché io pensavo che fosse la tua versione per età. No, no. Quindi La tua tipo, versione beta. beta, ok. Sempre in cerca di una scusa, di una Sì, via di sì, sì, fuga sì, da sì. quanto stai viaggiando senza meta. E tra l'altro lui non lo sa, secondo me, perché forse non gli ho mai detto, ma in realtà è una cosa che penso di me. Quel ritornello, capito? E quindi quando mi è arrivato è stata una bomba. No, pezzone spettacolare, E secondo me è un complimenti. pezzo molto avanti musicalmente. Sì, sì, E infatti la assolutamente. strumentale che mi mandò Super Ape, che la volevo usare, non trovavo il sistema. Io mandai un pezzo a Frank, questo adesso la posso dire, molto più classic. Forse gli mandai addirittura il beat dell'unica amica leale. Ah, E lui mi disse, bro, guarda, robe classic ne faccio continuamente. Non lo so. Non trovo insomma, non trovava la motivazione. E faccio, boh, bro, ok, ti mando 5 beat completamente diversi, sceglilo, perché io e lui è un po' che cerchiamo di fare un pezzo insieme e non ci siamo mai riusciti. Cioè un pezzo che non è mai uscito, che doveva esserci sul ritorno, vabbè. E quindi lui dice, oh cazzo, bellissima sta strumentale, questa, bella.
Questa sicuro, bro, 10 di sera. Ok. 9 della mattina aveva il pezzo finito. Gli ho mandato la registrazione in studio il giorno dopo. Alle 8 ero in studio, 2 strofe. E gli ho detto, adesso in una settimana me la mandi. Vabbè, E però, lui mi fa, sono stronzo. però tanta roba, Cioè, un minchia, pezzo quando mi ha spettacolare. mandato il ritornello, bro, se mi ha mandato ad una stavo impazzendo, ero troppo No, felice. no, vabbè, ma in generale proprio il pezzo, io penso che appunto, vabbè, mi conto un cazzo, però io ci ho riscritto un pezzo mio su quella È strumentale. devastante, devastante. Infatti guarda, sono felicissimo. È il meno capito per ora dell'album, ma come Birra e Lattina. Anche Birra e Lattina fu la meno capita Ma ci all'inizio. vorrà tempo. Birra e Lattina all'inizio non era assolutamente neanche tra i primi 10 pezzi più ascoltati. Adesso non c'è partita, rimarrà sempre il primo. Quindi non ho paura. Vabbè, rimarrà sempre il primo, non ho detto. No, vabbè, per ora ti dico, in questo momento è veramente. Perché è un pezzo, mi rendo conto che per tanti è generazionale. Cioè, Sì, tanti. racconta, cioè ti riesce a rappresentare Capito? una fase della tua vita E e tu sei riuscito a chiudere. Ormai c'è della gente che dai 17 ai 40 anni che ascolta quel pezzo, quindi a un certo punto dici, vabbè, ogni tanto del culo succede anche a me. Come dico sempre, se quel pezzo l'avessi dato a Fedez avevo un mucchio di soldi. Anzi, ancora meglio a J-Ax. J-Ax è Birra e Lattina proprio da J-Ax. Sì. L'unica cosa l'avrebbe fatta Sì. Whisky e lattina forse. Senti un po', allora vai, vedo domande un po' più random perché Vai. stiamo andando a concludere secondo me. Miglior artista rapper in Italia al momento secondo te? Cazzo, bro, questa è una parola difficile. Io non credo tanto nei numeri uno, No, vabbè, però quello che tu credi che secondo te adesso sta dicendo più qualcosa che ti sembra avere Ma bro, più importanza. dipende molto dai periodi. Qualche tempo fa ti avrei detto Marrakesh, forse. Che forse credo abbia fatto una delle strade più belle e complicate. Però forse adesso non so, faccio fatica a dirtelo, capito? Perché è veramente un gioco troppo. Un ginepraio. Per qualità continua, forse Gue Pequeno, mi viene da dire. Quello che sta facendo danno invece adesso anche Ma appunto. fortissimo, però il danno cioè, non gli puoi dire niente, cioè dalle scelte, dalla coerenza, il danno è proprio un uomo di un altro tempo, non so come dire. Infatti è bello che abbia citato anche dei cantautori, io e lui abbiamo parlato tanto di Paolo Conte, cita come Tom Waits, tutti i miei riferimenti. Tanta roba, ma cioè Tom Waits è un brano che ho fatto con DJ Grime che è da ringraziare perché Devastante. da una violenza Devastante, incredibile. Io rapper clamoroso e stanno succedendo delle cose assurde anche da quel punto di vista lì che alcuni chiamano revival, no? del ritorno a un sound più, pensa a Sciocca cosa è successo, pensa al danno è andato in filmi, rega, cioè, È incredibile. devastante. Quindi ti dico, c'è tanta roba bella, è per questo che non ha senso, capito, secondo me fare la gara del numero uno. No, ma ci infatti sono non volevo ci sono dei mettere momenti, è sul una cosa podio bellissima qualcuno, che dice Jake La Furia, questa musica fatta di mezzi rancori, vabbè, comunque dice che a un certo punto gli artisti sono di nuovo in gabbia e poi di nuovo fuori. E questa roba qua è vera, che noi viviamo in funzione di quello che facciamo succedere. Quando succede una cosa, il disco, usciamo dalla gabbia e dopo è tutto rosicamento, cioè tutto cercare di capire cosa fare, dove andare, hai 1000 input di tutti che ti dicono. E allora non dovresti mai smettere di fare il disco. Forse a me la strada dei singoli come singoli insomma, EP, in realtà non mi dispiace da quel punto di vista, mi sta sul cazzo che me lo debba dire un algoritmo, però non è che mi piace come idea anni 60, no? Bam, butto fuori, mi piace buttare fuori, però sì, è vero anche che però per fare grandi cose non tanto soltanto nel tempo che ci metti, perché poi Marrakesh per dire ha fatto Persona, alla fine l'ha fatto in 3 mesi, almeno da quello che dice, però devi toglierti dal cazzo, è un po' quella cosa, è un po' quello che dice Nanni Moretti, si nota più se vado o se non vado. Esatto, sì. Io non sono tanto bravo a fare sta cosa, per dire, perché a me mi piace troppo andare dal vivo, quindi io ho bisogno di essere lì, quindi ho bisogno di fare la guerra, capito? Io sono un po' uno che ha bisogno di fare la guerra per sentirmi vivo, ho bisogno di andare in guerra, ho bisogno di prendere l'aereo, avere 2 ore di sonno, capito? Avere la leggenda di me stesso, che cazzo sono ancora lì, capito? Sotto pressione. E quella roba io ho proprio bisogno di fare la guerra, perché sennò non mi sento vivo, non riesco a stare fermo. Molti artisti sono più bravi di me in questa cosa, però per fare delle grandi narrazioni
perché dopo i dischi diventano anche delle metanarrazioni, no? Non è il disco musicale in sé. Ci sono dei dischi che sono considerati dei classici che se li ascolto oggi, che io ho considerato dei classici, ascolto oggi non mi piacciono così tanto. Però sono dei dischi game changer perché sono state fatte alcune cose, no? E la comunicazione è una parte dell'arte in generale, da sempre. Certo. Cioè anche Bernini Sì, o sì. Donatello Ma faceva sì, ma comunicazione, certo. no? E quindi quella cosa è importante. Io non sono tanto bravo a farla, infatti si capisce, No, vabbè, però lo fai attraverso la musica, no? ho sempre fatto più, sì, Cioè, io sono molto bravo a stare lì, capito? Io è quella cosa che ho di più di tutti, che non mollo mai, capito? Quindi me lo diceva Duccio, non avrei mai pensato che tu riuscissi poi, perché comunque io sono più grande di sì, sì. Dutch, a continuare, no? A spingere. E invece continuando a spingere poi stanno succedendo delle cose, capito? Vengo in Sardegna, che ci siamo 40, 50, la gente che c'è lì sa i miei pezzi. Cresce, Ma stai scherzando? capito? La Cioè, cosa cresce. Quindi questa cosa qui io sono bravo a tener duro, bravo a far fatica, come tutti i romagnoli. Noi siamo bravi a far fatica. Siamo bravi a usare l'aratro, siamo bravi a montare l'irrigazione, siamo bravi a fare il a fonico. costruire la spiaggia dove non c'è, fare gli alberghi, capito? Lavorare 12 ore, quella roba lì siamo bravi. E non sono tanto bravo a brandizzare, ma chi se ne fotte. Però tornando alla domanda che mi hai fatto sul rapper, ti direi che è innegabile che il rapper più importante degli ultimi 15 anni è stato Gue Pequeno. Nel senso che secondo me Gue Pequeno riassume 6 scuole di rap, cioè comunque può essere molto lyrics rap, rap scritto bene, rap con riferimenti culturali, può essere molto tamarro, può essere molto virale, può essere molto melodico, può essere molto crudo, quindi un rapper che ha una connotazione a 360. Però solo nel pop, forse. Nel pop rap. No, C'è in anche realtà riferimenti no, bro, culturali. Lifestyle è un pezzo crudo, bro. No, no, sì, sì, quello Lui è sì. rispettato da quelli Sì, sì, crudi, bro. no, certo. Mentre per dire Marra, la svolta, diciamo, cantauto-rap di Sì, Marra sì. da molti viene vista male, perché nessuno la dice mai sta cosa. A me è piaciuta la trilogia Persona, Noi, loro, gli altri, cioè mi è piaciuta di brutto. Io sono molto fan di Sì, Marracash, sì. piace tantissimo. Poi da piccoli ci conoscevamo. E, ho sempre rispettato tanto. E secondo me lui ha trovato una sua chiave. Sì. E il fatto che è di Milano gli fa fatica a slegarsi da alcune cose, questa cosa qui, però è il tipo che ha indiscutibilmente costruito qualcosa di incredibile, Sì, sì. però che lo ha anche allontanato un po' dalla scena, in qualche maniera, no? Anche se è considerato da tutti la migliore penna, perché quello è indiscutibile, perché quando scrive il tipo scrive, cioè delle volte scrive delle robe che non, Vabbè, io ho cioè altri anche riferimenti. 64 bars di paura, papà partiti da zero, quella roba lì è devastante, è inutile. Cioè sulla proprio la qualità della scrittura anche nel momento tamarro che ti deve far ridere, è devastante il tipo, bravissimo. Però non Io, ti ad posso esempio, dire che lui... scusa, però Rancore, ad esempio, che è un'altra generazione. Arriviamo. Però lui, cosa succede di Marra? Che facendo quel tipo di operazione lì si distacca in qualche maniera e quindi qualcuno non lo riconosce. Rancore si è distaccato all'inizio. Rancore è un rapper che ascoltano quelli che vogliono certe cose. Allora, Io non sono fan di Tarek, no, fannissimo. vabbè, ma ascolta, Tarek, qual è il problema suo? È il timbro, tra virgolette. Non credo, a me piace la Sì, sua qual è la voce. differenza Io ti appunto tra ricordi... te e Marrakesh, che c'hanno un bel tipo, un bel vocione, un bel grosso. Non lo so, a me Tarek piace invece molto. c'ha la vocina che nel rap in Italia purtroppo secondo me non funziona. E invece Marrakesh che c'ha il vocione, anche tu che c'hai il vocione, c'hai bei timbri grossi, forti che riempiono, fanno una differenza. Tarek secondo me è una specie di Dante Alighieri. A Tarek secondo me si è fatto dei viaggi che in Italia non se li farà mai più nessuno. Ma non solo in Italia. Però ricordiamoci sempre che senza Dargen d'Amico tutto il nostro filone non sarebbe esistito. Il cantauto rap parte da lì. Certo, è vero, però poi siamo talmente tanto vari, cioè capito? Dargen d'Amico non c'è niente a che fare con Rancore da certi punti di vista culturali. In realtà sai dalla realtà che vive. secondo me se tu parli con Tarek, io lo conosco bene, adesso Sì, sì, no, io forse lo non abbiamo mai conosco parlato personalmente, di Dargen. Lo vedrò quest'estate, quindi Tarek glielo chiederò. Però per me Dargen è un riferimento di tutti noi. Cioè l'altra sera con Claver, che in realtà non aveva mai parlato di Dargen, parlando del singolo che hanno fatto insieme, gli ho detto sempre guarda che bro, so tutto di Dargen.
E abbiamo iniziato a parlare approfonditamente. D'Argen a noi ci ha proprio spalancato l'esistenza, perché è l'unico che ci ha fatto vedere cosa si poteva fare non essendo, non devo scusare un altro te, rapper. Certo, Usare il rap come mezzo, non come fine. certo. Alcuni non gliene frega un cazzo. Per molti il rap è anche dover parlare di strada, dover fare questo, dover fare quell'altro. E questa cosa è figa, a me piace sempre, quindi non è che... Però il fatto che esista un artista come D'Argen ha dato possibilità a tutti quelli dopo di costituire delle narrazioni differenti, ognuno con la sua, dai Willy Peyote fino a me, Nello fino a Taver. Claver, fino a Tarek, fino... Senza quell'incipit lì, senza D'Argen d'Amico, quella roba in Italia è proprio stato game changer. Ha messo il cantautorato e la storia del cantautorato al centro del rap. Quindi sì, poi ce ne sono tanti altri, per dire, cioè, per me Sfera Ebbasta è fortissimo, però, perché il tipo è veramente un king a fare quello che fa. Non è la mia storia, non è fatta per me quella roba, non è giusto che io mi senta rappresentato, però il tipo è un grande a farla. Io ho sempre quel tipo di pregiudizio derivato da, diciamo, il passato musicale, strumentale, che, cioè, Salmo, tu vai, fai il pezzo, non c'hai la base sotto che ti sta facendo tutto, capito? Sfera Ebbasta potrà essere il king... Però quello lì stiamo parlando di un rapporto che hanno loro con la musica dal vivo, con quella generazione lì. Ho capito, ma la musica è musica, no? Cioè, io, se tu vieni Tony F e mi fai con tutta la canzone su Spotify... Tony F per quanto sono buono, non ce la faccio neanche io. No, credo, ma Sfera Ebbasta stesso discorso, nel senso, bravo, alcuni pezzi li ascolto, soprattutto quelli vecchi, però se tu poi nel live sei come se stessi davanti al karaoke... Non lo so, però lì la colpa non è loro completamente. No, non quindi... sto dicendo che la colpa è... No, non sto distribuendo colpe, ci mancherebbe. Sto parlando di opinione personale, Quella di lì è quanto proprio- godo nel vedere Quella un lì è proprio live. computer music, pesa, e lui l'ha fatta ad un livello che nessuno ha mai fatto. Assolutamente, assolutamente. Però la musica, detto questo. io però ritengo che la musica sia altro, da un certo punto di vista. Detto questo, io per dire, ho uno dei miei riferimenti più grandi, che ultimamente per fortuna sta ritornando un po' all'onore delle cronache, ma sempre meno di quello che dovrebbe, è Matt Buddy. Minchia. Matt Buddy per uno dei rapper più forti che c'è mai stato in Italia. Forse il rapper che più mi ha... Ecco, se ti devo dire, ecco, lì lo dico. Primo brano, chiaro. Primo per me è stato, per me tutta la mia Minchia. generazione, e quindi la generazione che ha preso da quella generazione, primo è stato game changer, vero? Senza che gli venisse mai riconosciuto in vita, Purtroppo. nessuno gliel'ha mai riconosciuto, ma è sempre stato un passo avanti a Sì, tutti, sì. bro. Sia in scrittura che in flow, lui era, vita, però. era una X, era una X perfetta di caratteristiche. E purtroppo, ecco, lui da ascoltatore mi manca tantissimo. Ci credo. Io ho un rapporto da ascoltare, infatti lo dico sempre, perché tutti i miei... Io lo conoscevo abbastanza bene. E mi dicevo, sono mega fan tuo, e lui mi diceva, facciamo sto cazzo di pezzo, spacchi. E dicevo, bro, non sono pronto. Davvero, eh? Porco dinci. Ma è vero, era vero che non ero pronto. Vabbè, ma era vero e che non lo- gliel'ho mai chiesto, capito? E lui mi dice tutte le volte che mi vedeva, ma perché non mi mandi sto pezzo? E facevo, no, non lo facciamo perché non sono pronto. Adesso, diciamo, da ci sentiamo poi, mi sento pronto, però non c'era più. Però non sono preso male, perché ho un rapporto da ascoltatore con Primo che, fidati che in Italia sfido chiunque a sapere tutte le robe che so io di Primo, delle strofe di Primo. Nessuno sa tutte le strofe di Primo, le so io. Ho un rapporto da ascoltatore proprio che io quando c'ho dei cazzi Metti primo brano. parto da tanti saluti di Primo Brown e poi e sì, per me è stato proprio una persona fondamentale, e sono contento di non dover dire come fanno tutti quelli della mia età, era mio amico, cazzate, non era vero, era una persona molto buona che ha fatto i featuring con tanta gente, e non devo essere amico del mio idolo, non devo per forza dire che è mio amico. E io lo conoscevo piuttosto bene, cioè abbiamo fatto tante cose insieme, tante serate, tante robe che mi ricordo che per fortuna ho vissuto, ma ecco, io con lui avevo proprio il rapporto dell'ascoltatore, e se vuoi anche dell'allievo, non so come dire, ancora sì. imparo. Del discepolo. Sì, discepolo non lo so perché l'avrebbe dovuto dire lui. Dell'allievo. Però credo di aver avuto, ecco, se devo dire la verità, probabilmente il rapper che credo che sia stato il migliore di tutti è stato Primo. E poi non si può non citare Neffa, nel senso che comunque senza Neffa
direi forse sia Neffa che Deda per un certo periodo, ma Neffa proprio a livelli, cioè Neffa è Maradona, non so come dire, e guardare palleggiare, ma io l'ho visto domenica scorsa era il suo concerto, guardare palleggiare Maradona è sempre una cosa che la magia, è la magia. La magia, sì, sì. Il tipo è la magia, capito? E io poi tra l'altro ho passato tanti anni, poi i dischi di Neffa io li ho mangiati, però sai, ho ascoltato così tanti, poi ho cambiato 1000 generi, 1000 cose. Cazzo, l'altra sera io le sapevo tutte, le sapevo tutte. E ad ogni pezzo avevo un ricordo stampato in testa. È stata una roba magica, bro. Proprio bello, è bello vederlo anche molto leggero. L'ho visto leggero, dritto, lui e la sua musica. E la band ha fatto un lavoro clamoroso, ma al di là del dato tecnico, capito che l'ho Quello visto umano. libero, l'ho visto, questa cosa cambierà il rap italiano, questa Cioè? cosa che ha fatto Neffa cambierà il rap italiano. È il primo rapper che porta una cosa diversa, perché ha fatto i pezzi rap, ha fatto i pezzi pop, ha fatto tutto, capito? E ha portato la sua carriera in 1 ora e mezza precisa, ha fatto 25 pezzi, e passando da un genere all'altro in maniera davvero figa e partecipata. Questa cosa cambierà, secondo me, tanti equilibri. Molti rapper potranno fare delle cose che oggi non si permettono, perché lui comunque anche lì non è esattamente come gli altri. No. Anche come ha gestito il tour, non è esattamente come gli altri. Capito? Questa cosa qua demilanizza un po' la questione. Ha portato una cosa, per me è stato uno switch. È stato uno switch proprio mentale importante. Non te lo so neanche dire, lo maturerò. Però ho visto una cosa che so che cambierà almeno la mia visione di vedere quello che sto facendo. So che si può arrivare da un'altra parte. Che cos'era? È un passerotto che ruba delle briciole, credo. No, Petti rosso, scusami. Quindi sì, vabbè, lui non si può dire. Poi chiaramente ti faccio un esempio, c'è stato un momento in cui indiscutibilmente il più forte di tutti è stato Fibra. Indiscutibilmente, un momento in cui i Club Dogo erano over ranking, capito? E poi c'è stato un momento che la generazione del 2016 era over ranking. C'è stato un momento che Galisfer e Basta, Ercomi, cioè questi facevano veramente il panico. E quindi c'è stato un momento dove Kid Yugi è stato una cosa... L'anno scorso. No, 2 o 3 anni anni fa, 2 o 3 anni fa. E capito? La cosa figa è quella, adesso vedo un po' di stanca. Questo Invece, Salmo l'hai mai visto live? sì. Beh, Salmo è un game changer classico perché è proprio il più fuori quota di tutti, in tutti i sensi. E è uno che è stato accettato dalla scena senza, Essere non ti della dico scena. mai farne parte, ma quasi, no? Praticamente no. E c'è stati, Vabbè, lui- penso abbia 2 o 3 pezzi che sono in assoluto nella top 7 dei pezzi rap italiani, 1984, SALMO, cioè stiamo parlando di pezzi clamorosi dal punto di vista della scrittura, della produzione, dell'innovazione, Tutto. devastante. E poi vabbè, ma ci sono, poi dopo, ecco, per dire, in tutto questo, che posto dai a Caos? Capito? Perché il problema di fare le classifiche è questo. No, ma infatti non... Cioè Caos ha fatto un'intervista, a parte i dischi che ha fatto, che vabbè, livello altissimo, ha fatto un'intervista dove dice, un momento, che cazzo, è stata una roba di una bellezza. Io ho fallito. Mi guarda, l'intervistatore va a casa sua. Sì, sì. Io ho fallito, io volevo fare successo. vista. Campo di questa cosa perché sono indipendente, ho È imparato vero, è le vero. cose, ma io ho fallito. Porca troia, che livello di consapevolezza, di verità che c'era in quella frase. Per uno dei più grandi maestri di tutti. Però Cioè tutti rispettano Caos nel mondo e lui ha il dice ha coraggio di dire fallito. io ho fallito. Eh sì, perché da quel punto di vista in cui c'è da definire Ma cazzo, ma chi è che ce l'ha fatta, Sfera Basta ce l'ha fatta, Caos no. Sta tutto lì. Però Caos non è stato magari il numero 1, ma è stato il numero 10 e no, forse in dei momenti è stato anche il numero 1. Io mi ricordo quando abbiamo aperto il CISM nel 2010, che il Caos era una sicurezza che veniva dalla gente. Certo, ma stai scherzando? E soprattutto non è stato il numero 10 o 8 o 6 o 2 o quello che vuoi per un po', per sempre 20 lo è anni, stato. 30 anni, quindi. Lo è ancora,
Lo è ancora. No, il patti rosso. La posso scorcare una che non trovo Vai, il vai. tabacco. Cioè, se ritrovo il pacchetto, sì. E, Poi però, comunque andiamo a chiudere. Sì. Altrimenti il live Quindi non lo fai stasera. quella roba lì, Johnny Marsiglia, cioè, capito cosa ti dico? Che è difficile fare. Ensi, per dire, dal vivo, un rapper clamoroso, capito? Cioè, Claver per l'underground ha fatto delle cose. Cioè, Claver ha spalancato una porta e noi ci siamo infilati tutti. Murubutu ha inventato un genere. Lo storytelling sistematico, solo lui lo fa. No, sì, ma credo... Willy, cioè il rapporto di Willy con l'indie, che è stato uno dei primi a portare, senza però diventare né Coet né Sfereba né Fraquintale. Sì, Fraquintale. Cioè, rappando. Lui rappa, bro. Capito? Cazzo, che cazzo, cioè, Willy, senza Willy, capito? Willy ha fatto delle cose clamorose, è andato a Sanremo, ha vinto il premio della critica, ha fatto delle cose enormi, come poi ha fatto anche Tarek, per Sì, carità. sì. Quindi, non lo so, capito? Questa cosa Con qui, De Silvestri. chi è il migliore, ti dico, per qualità esposta in 25 anni non si può non dire un cazzo di Gue Pechegno, chiaramente. Però come alla faccio a fine- dimenticarmi di Neffa, di alla fine Fibra, hai di parlato Primo? molto più degli altri che de Gue. Eh? Hai parlato molto più degli altri piuttosto che de Gue, che Ma è però il io sono un King. vecchio, bro. Hai parlato poi- Un ragazzino oggi ti direbbe Gue Pechegno. Ho capito, ma tu sei uno dei migliori rapper che ci stanno in Italia, che ci sia mai stato in Italia. E così poi appunto tu te li prendi queste cose perché ti sottovaluti da una vita, però è così a livello di scrittura, a livello di flow. Io sono il John a Fante livello del d'arrangio- rap. Esatto, sei il John Fante del rap. Mi Tanta serve roba. Bukowski che arrivi Esatto, arriva esatto. Bukowski del rap, vieni fuori e ritirami, ricicciami fuori. Non so se uscirà, ecco, quello è il discorso. Che tipo Caparezza non Non ci beve. veniva, no, cioè- Sarebbe Caparezza che però beve. Esatto, sì. Caparezza non beve. E poi ti dico, io non credo né alle. Io penso che se le canzoni funzionano possono essere registrate anche con Dio il microfono del Sì, sì, cellulare. certo. Anzi, E ne mi abbiamo dei piacerebbe, esempi. mi piacerebbe proprio che uscissimo da certi parametri. Poi è chiaro che da chi ha possibilità, ecco, questa è una cosa che mi piacerebbe dire. Ci sono tante persone che hanno possibilità enormi che sfruttano poco, ok? Quando inizi a girarti bene la roba, fai della bella musica, spendili 2 soldi per un arrangiatore, una cosa, capito? E un buon mix, perché lì tu veramente lo puoi fare. Mentre credo che la canzone, se funziona, funziona, per carità. Però mi piacerebbe vedere un rap che osa di più, che si mescola di più, che riciccia un po' le carte. Io nel mio piccolo cerco di farlo, sempre. E tipo oggi prima ascoltavamo insieme il pezzo di Kanye West, il tipo tutte le volte switcha, capito? E quella roba lì bisogna fare, capito? Perché se no muore sta cosa qua. Se continuiamo a standardizzare, è già un genere che mediocrizza, cioè il rap prende il bignami delle altre musiche e la mette dalla sua parte, no? E quindi bisogna, secondo me, Però- trovare una nuova soluzione. Come facciamo un discorso prima, tu ad esempio non c'avevi musicisti in famiglia? No, Ecco. zero. Il rap, l'hip hop in generale è uno di quei generi che riesce a far lavorare di musica persone Certo che magari che- non ne avevano le possibilità. Assolutamente, infatti questa è la figata del rap, però questo non ti deve dare la scusa di non approfondire. No, ci mancherebbe, Perché però, poi devi arrivare a ci approfondire. mancherebbe, no, però quello che dici tu, chi c'ha invece le possibilità di Fallo. avere già 5 anni un pianoforte da 5.000 euro in casa e poi fa cagare, fa incazzare, cioè Frusciante. No, ma io dico anche solo. Frusciante fece sta cioè, cosa. Ti faccio un esempio. Hai mai visto un live di Nas con un'orchestra bellissimo, no? E Ma Nas è- capito? da dove viene Nas? Quella roba lì, capito? Ci vuole un rap che abbia voglia di osare. Perché se no stiamo diventando un po' il secondo pop. Siamo il Sì, fratello, no, il adesso- fratello adesso è minore così. del pop. Per quanto mi riguarda, il rap al momento È il pop, è il pop. è il pop, da almeno Sì, 10 sono anni è il d'accordo. pop. E non a caso appunto la maggior parte di quelli che sono rapper poi finiscono a fare qualcosa molto vicino al pop. Guarda Lazza come si è completamente snaturato negli ultimi anni. Io non so se però lui si è snaturato. No, A vabbè. me lui piace poi. No, Però, a me piace, però si è snaturato dal punto di vista da cioè io Sanremo non in giudico, poi. ti dico, non giudico tanto dove vai, giudico il come. Per me Lazza l'ha fatto bene, quindi bella lì.
Non ha perso un po' di contatto con quella che erano le radici. Ma da secondo cui me è non uscito. puoi, cioè è una cosa, questo qui è un falso mito, cioè Lazza fa una vita, a parte che è un grande, va in muretti Sì, a sì, fare, assolutamente, assolutamente. però Lazza Certo. fa una vita che io non faccio, quindi lui racconta un'altra vita. Certo, quello è vero. Ed è giusto E così. soprattutto lui aveva anche aveva un altro arrivo. Mi ricordo quando ascoltai Porto Cervo, quello si chiama il pezzo, Sì, sì. che diceva ti ricordi a Porto Cervo? Cioè lui voleva sentirsi, cioè voleva arrivare, capì? Voleva arrivare a essere una Certo, star e ci è certo. riuscito. Ed è una roba gigante, no? Quando uno riesce a fare esattamente quello che voleva. Io non sono mai voluto essere una star, la verità è quella. Secondo me è meglio. Fai cose migliori. Non lo so, io non darei un giudizio su questa cosa. Non è capito? che no, il mio non è un giudizio, ma un'analisi Sì, ok. diversa, capito? Io ritengo che puntare a fare musica o a raccontare, a lasciare una testimonianza sia di se stessi, ma non per un successo, non per la fama, bensì Certo. proprio per una qualcosa di umano, artisticamente, poi dia molti più risultati. A prescindere nella Non lo so, storia. secondo me ognuno cioè secondo me ci sono sempre stati gli artisti, ma veramente, vai a vedere le biografie anche antiche, no? C'erano degli artisti che puntavano a diventare enormi e degli artisti meno. È una questione di atteggiamento, no? Ma secondo me chi diventa essenzialmente leggenda, tra virgolette, No, però cioè, è tipo- chi non ha puntato a diventarlo. No, secondo me non è vera questa cosa. Non lo so, E te lo dico, tutta gente che è morta molto giovane è diventata leggenda. no, ti dico, per me È così. c'è una questione che cioè, noi ascoltiamo sempre la storia dei vincitori. Certo, Tipo nell'hip hop c'è tutta una questione storica che viene insegnata male, perché esiste anche un'altra verità dell'hip hop che è la verità dei perdenti. l'UX. No, sì, ma adesso il rap italiano in realtà è molto più semplice. Il rap americano, come viene narrato, ci sono documentari interi che dicono che è tutta una cazzata, Pensa te. che c'era altra gente che aveva inventato altre cose, che questi qua hanno copiato, capito, pa. Quindi noi ascoltiamo sempre una narrazione ed è anche giusto che ci sia la leggenda. Il tema è che purtroppo per questioni biografiche, di dove vivi, di cosa stai facendo, di come si evolve la tua vita, sì. alcuni ce la fanno, altri no, ed è anche una questione di fortuna e va accettata. Però- John Fante è un grande scrittore, sì, se Bukowski non lo beccava in una biblioteca nessuno di noi se lo cagava. Certo, però De André, Bob Dylan, sono quelli che rimangono. Ma E trattavano ti molto faccio un esempio, spesso degli ultimi. prima ti parlavo di Giacomo Toni. Giacomo Toni è un cantautore super underground, bravissimo, che ha portato il cantautorato a un livello altissimo in un'epoca in cui non gliene fotte più un cazzo a nessuno, di quel tipo di cantautorato. Certo. E c'è un altro cantautorato oggi, no? Che faccio fatica a definire cantautorato. Ci sta, però è Per me Lucio Corsi, ad esempio, non è cantautorato, ad esempio. è songwriting, dopo ognuno decide dove mettere i paletti. Però lui non verrà narrato come verrà Per narrato. adesso, che ne sai? Magari Noi abbiamo- io lo spero per lui perché sono È sempre fan. noi siamo- Però lui non verrà narrato come De André, però questo non gli toglie nulla. No, esatto, ovviamente, non gli toglie esatto. nulla, Nella sua Ma però nella sua non è vita- De André, raga. Ma ho Non c'è un cazzo da fare. capito, ma nella sua vita, no? Cioè, alla fine, la vita è una. Cioè, No, certo, assolutamente. da quel punto di vista non puoi neanche stare lì a fare troppi giudizi a come diventerò, a chi sarò. E secondo me è quella la cosa Però è più bello, importante. però, tornando al discorso che facevi di Lazza, però è bello vedere un ragazzo che aveva una visione e quella visione si avvera. Ma magari quella visione poi non ti piace più. Beh, può essere, questo può essere. Che dopo, perché io una cosa che Che dico fosse- sempre, lo dico in Bologna Centrale, sai, da fuori mi sembrava meglio. Esatto. Io ero a Milano, Esatto. stavo lavorando come autore in Esatto. un'etichetta gigante Frase bellissima, e stavo comunque. stavo finendo il disco, c'era una serie di persone che comunque l'aspettavano. Sai, da fuori mi sembrava meglio. Ed è la verità. Chiuderei così. Sì, assolutamente. Da fuori mi sembrava. Grazie mille, Lanfra. Davvero grazie mille. Grazie a voi. Un saluto al pubblico del Sardinia Music Podcast. E dai, E ci vediamo al party Eia. stasera. Eia. Dai, eia, va bene. Ah, dai, aio sarebbe meglio. dai, io. Aio.